Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Staremo insieme come sempre anche oggi fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti delle principali tematiche di attualità e poi anche spazio alla politica e alla campagna elettorale nell'ultima parte, nell'ultima ora del nostro notiziario dedicata appunto al dibattito sulle principali tematiche che stanno infiammando queste ultime settimane di campagna elettorale in vista del voto per le elezioni amministrative del prossimo 25 di settembre. Ma cominciamo subito con la cronaca perché abbiamo alcuni aggiornamenti relativi all'incidente che si è verificato ieri mattina a Rocca Pietore, dove un pirata della strada alla guida di un SUV ha travolto prima una postina, poi una turista, facendo perdere le proprie tracce. Bene, come avevamo già annunciato ieri sera nel corso del nostro telegiornale, dopo una giornata di ricerche l'uomo è stato rintracciato. Sentiamo. Investe una donna, poi un'altra 150 metri dopo e scappa. Il pirata della strada però, grazie ad alcune testimonianze che riferivano di un SUV Toyota azzurro e ai pezzi dell'auto rimasti sull'asfalto, è già stato individuato dai carabinieri di Caprile. Si tratta di un 60enne del luogo. Ricordiamo come le due donne siano la postina del paese, una 35enne di Livinallongo che era in servizio e non ha riportato ferite gravi venendo trasportata all'ospedale di Agordo, mentre la seconda, una turista 40enne di origine moldava e residente a Ferrara, è rimasta ferita in maniera più seria, ma cosciente al momento in cui è stata caricata sull'elicottero del SUAM 118 e trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Una terza è stata salvata da un passante che l'ha spostata di colpo prima che venisse anche lei investita. Per il conducente, salvo che non vengano individuate altre ipotesi di reato, scatterà la denuncia a piede libero per lesioni ed omissione di soccorso. Ed un altro incidente si è verificato nella notte nel Bellunese alle 2:10 circa. Ad allertare il soccorso alpino è stata la centrale del SUAM, soccorso alpino della Val di Biois, per un intervento in supporto alle ambulanze e ai vigili del fuoco in Val di Gares, dove un'auto con a bordo 3 ragazzi era finita fuori strada. Il luogo dove il personale sanitario stava già operando era l'alveo del torrente, quindi è stato necessario sollevare le barelle per trasportare i feriti appunto dall'alveo del torrente fino ai mezzi. Si tratta di 2 ragazze e di un ragazzo di Vallada Agordina e Voltago Agordino di 20 e 22 anni che sono stati trasportati all'ospedale per tutte le medicazioni. Ed ora la cronaca ci porta nel veneziano, siamo a Favaro Veneto, vedo che si è collegata ora la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio a Favaro, come hai anticipato, nel quartiere Triestina 68 denominato Pantera Rosa, e ci troviamo insieme all'assessore comunale Renato Boraso, che è il referente per la zona di Favaro Veneto con il comune di Venezia, perché a Ferragosto c'è stato un blitz con le forze dell'ordine, oltre una cinquantina di uomini, e sono stati arrestati 8 sinti napoletani che venivano ospitati qui da persone a cui erano state regolarmente assegnate le abitazioni, ma in realtà erano responsabili di furti che hanno commesso per almeno circa 2 anni in tutto il nord-est. Insomma, Boraso, ovviamente lei si è subito fatto sentire dicendo questa è una cosa vergognosa che possa essere accaduta. È una cosa gravissima, gli abitanti qui mi hanno subito informato il giorno stesso dopo Ferragosto dell'accaduto. C'è stato un blitz enorme con forze dell'ordine, un'interforze che ringrazio la procura di Udine e di Palmanova, ringrazio le forze dell'ordine, però il fatto è gravissimo.
perché venire a scoprire che dentro gli alloggi pubblici, perché voglio ricordare, questi sono alloggi ATER affidati dal Comune di Venezia, che nella proprietà pubblica c'è qualcuno che ospita dei basisti che per anni hanno praticamente, erano i basisti, i capi dei furti del nord-est, soprattutto in Friuli e altre parti del Veneto, è una cosa di una vergogna enorme. Cioè, quello che io veramente non possiamo stare zitti, e da qui nasce la mia denuncia, e ovviamente ringrazio anche voi della televisione di Antena 3, del gruppo Media Nord-Est, ma soprattutto bisogna intervenire. Io lunedì scriverò al sindaco, scriverò al presidente Luca Zaia, perché devono assolutamente fare una proposta di modifica della legge regionale dell'assegnazione degli alloggi pubblici, dove chi ospita delinquenti, spacciatori, prostituzione, gente che ruba, gli deve essere revocata la casa. Cioè tu non puoi avere una casa pubblica fatta coi soldi di tutti i nostri concittadini del Veneto e della nostra città, e poi scoprire che tu ospiti dei ladri, di organizzatori di furti, magari di spaccio e quant'altro. Bisogna scrivere una modifica chiara che chi fa questo, cioè dà ospitalità a gente che ruba, in questo caso erano i capi dei furti del nord-est, d'accordo? Gli deve essere revocata la casa pubblica. Lei fondamentalmente sta dicendo non è pensabile che queste persone che hanno ospitato per anni autori di furti che sono stati commessi in tutto il nord-est continuino a beneficiare di questo diritto pubblico. Io so che non c'è una chiarezza su questo tema, ma partendo da quello che è successo qui a Favaro Veneto, e può capitare probabilmente in qualsiasi alloggio pubblico, in qualsiasi città del nostro Veneto, d'accordo? Anche io ovviamente mi sto muovendo nell'interesse dei miei concittadini veneziani e della nostra città, perché ci sono tante famiglie che aspettano onestamente la casa pubblica, sottolineo, tante famiglie che aspettano onestamente la casa pubblica. Adesso noi abbiamo un bando e fra poco scadrà a settembre per fare una nuova graduatoria per chi avrà diritto alle nuove assegnazioni, perché noi stiamo facendo un piano di ristrutturazione di tanti appartamenti e rimettendoli a posto per assegnarli. Pensate voi a queste persone cosa possono pensare di un sistema in cui adesso chi ha la casa pubblica assegnata ha ospitato per anni i rappresentanti dei furti del nord-est, tra l'altro arrestati, d'accordo, in flagranza di reato, perché ovviamente li hanno pedinati eccetera, perché li hanno arrestati, e pensiamo a chi ha veramente bisogno della casa, che si comporta onestamente. No, io chiederò al presidente Luca Zaia, e ovviamente scriverò anche il mio sindaco, che bisogna introdurre il principio nella legge regionale dell'assegnazione degli alloggi pubblici: chi ospita e chi si macchia di reati gli si deve essere revocata la casa, perché quelle non sono case private, sono case fatte con i soldi di tutti i nostri concittadini veneti. Per caso lei è riuscito a sentirsi anche col presidente dell'ATER, che ovviamente è anche direttamente coinvolto in quanto accaduto? No, scriverò anche a lui. Io non ho in questo momento sentito il presidente dell'ATER, perché purtroppo in questi giorni ho avuto anche delle difficoltà personali, però io lunedì scriverò anche al presidente dell'ATER, anzi chiederò un incontro, perché probabilmente la situazione non può essere solo ecco, vieni Piero, che c'è il delegato Trabuio, ma ecco sì, perché qui è arrivato anche il delegato alla municipalità di Favaro. Però oggettivamente non possiamo accettare una situazione del genere, ma non perché è capitata nella nostra Favaro Veneto, in questa parte di città di Venezia della terraferma, ma potrebbe capitare in qualsiasi parte del Veneto, in qualsiasi alloggio pubblico. Come si può pensare di avere alloggi pubblici con dentro gente che delinque? No, basta. Io parlerò certamente con l'ATER, io oltre che a scrivere chiederò un incontro col presidente in qualità di assessore della città di Venezia, e essendo anche parte, abito in questo territorio e ci tengo a che la gente rispetta le regole e la convivenza civile, ma non è pensabile una cosa del genere. Alloggi pubblici no. Chi si è macchiato di tale ospitalità gli deve essere revocata l'abitazione, perché è fatta con i soldi di tutti noi, di tutti i nostri concittadini. Ecco Trabuio, perché siamo qui in diretta, abbiamo i tempi stretti, ma il tempo proprio per una dichiarazione veloce. Quanto accaduto, lei concorda con l'assessore Boraso? Ma sicuramente concordo con quello che ha detto l'assessore Boraso. Io sono 38 anni che lavoro qui, proprio attaccato a queste residenze, e io ricordo benissimo che 40 anni fa ovviamente avevamo lo stesso problema. Dopo 40 anni per fortuna sono riusciti a integrarsi in modo dignitoso, e dispiace che dopo 40 anni ritorniamo come all'inizio, che ovviamente c'erano delle famiglie che non erano proprio per la quale. Ovviamente questo non sono tutte,
ma bastano 2 o 3 famiglie per rovinare ovviamente il quartiere, per dare un nome che non è quello che effettivamente è. Quindi dispiace moltissimo e speriamo che le forze dell'ordine o chi per esso cerchino di trovare una soluzione perché questo non avvenga. Ecco. Grazie. Ecco, ringrazio il delegato Trabuio, ringrazio l'assessore Boraso. Avete sentito qual è la situazione, naturalmente non finisce qui perché non può finire qui, come dice l'assessore Boraso, ci si attiverà, si faranno delle richieste specifiche perché si intervenga dopo quanto accaduto qui nel quartiere, nel condominio Pantera Rosa. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ai tuoi ospiti per questo collegamento, una buona giornata e un buon lavoro. Noi proseguiamo con le notizie di oggi perché continuano a crescere i casi di infezione da West Nile nei nostri territori. Sono salite a 16 le persone ricoverate positive alla West Nile nell'azienda ospedale Università di Padova. Ricordiamo che la provincia di Padova assieme a poi quella di Venezia e di Rovigo sono quelle più colpite a livello veneto ma anche a livello nazionale. 10 di queste persone sono ricoverate in gravi condizioni presso i reparti ad alta intensità di cura a causa dell'interessamento neurologico. Dal 13 luglio, giorno del primo ricovero per West Nile, sono state curate a Padova 75 persone, 46 uomini, 29 donne, età media 75 anni. Sono 31 invece i pazienti visti a livello ambulatoriale con un'età più bassa, pari a una media di 46 anni. Altre 44 persone hanno invece avuto bisogno di ricovero. Nell'ultimo bollettino del Veneto, nella nostra regione, ammontano ad un totale di 227 i casi confermati. Report indica anche 14 decessi, si tratta prevalentemente di anziani, l'età media è 83 anni. Sono inoltre 25 i casi confermati nei donatori di sangue che, come previsto, naturalmente vengono testati prima di effettuare la donazione. E l'allerta per un focolaio di West Nile è scattata nelle ultime ore anche nel Trevigiano a Zero Branco, dove appunto tra pochissimo scatterà la disinfestazione. In salita quindi casi anche in provincia di Treviso. Sentiamo. La prima disinfestazione è stata eseguita nella notte appena trascorsa. Oggi dalle 13 in avanti il secondo intervento da Piazza Umberto I al civico 39 della Nualese, un'area di circa 100 metri dove vivono le 2 persone contagiate dal virus diffuso dalle zanzare. Così a Zero Branco, dove è stato individuato un cluster di West Nile, da qui l'ordinanza del sindaco Luca Durighetto in accordo con l'ULS 2. La disinfestazione verrà fatta non solo in strada e in piazza ma anche nelle abitazioni private. I cittadini sono invitati a far entrare il personale della cooperativa Triveneta Padova Disinfestazione, incaricata del servizio per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi. Prima dell'intervento i cittadini dovranno raccogliere verdura e frutta negli orti e proteggere le piante con teli di plastica, tenere al chiuso gli animali domestici, chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria. Dopo il trattamento bisogna pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno e, in caso di contatto con il larvicida, lavare abbondantemente la parte interessata. Come sempre in questi casi l'invito è di evitare qualsiasi forma di ristagno d'acqua che potrebbe favorire la proliferazione delle zanzare. Quello di Zero Branco è l'ultimo fronte di una serie. Nelle ultime settimane infatti sono aumentati i casi accertati di West Nile nelle province di Treviso e Padova e in generale in diversi comuni del Veneto. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi diffuso dalla Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione conta 227 casi accertati di febbre del Nilo, di cui 34 nella Marca con 2 decessi, erano 25 la settimana scorsa. Ed ora torniamo a parlare di caro energia, caro carrello della spesa, tutta una serie di rincari che si stanno abbattendo sulle famiglie e sulle imprese. Il primo approfondimento di oggi è proprio sulla situazione delle famiglie. Ringrazio quindi per essere con noi quest'oggi Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Buongiorno Bordignon, saluti, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti quelli che stanno ascoltando.
Ecco, allora voi come centro della famiglia a Treviso, ma in tutta la regione, state ricevendo in queste ultime settimane, nonostante insomma il periodo ancora diciamo di vacanza, tantissime segnalazioni e tantissime richieste di aiuto da parte di famiglie che si trovano in difficoltà. Sì, lo stato d'animo delle famiglie è estremamente preoccupato. I costi per fare la spesa sono cresciuti a vista d'occhio, e anche per fare le spese essenziali. Noi sappiamo che il Veneto è una delle 3 regioni dove l'inflazione ha insistito di più in questo ultimo mese di luglio, secondo i dati Istat, e all'interno di questo territorio la provincia di Treviso è tra quelle più performanti in negativo in questo senso. Ma sono aumentati dei beni di prima necessità, l'olio, il burro, il pane, la pasta, il riso e anche la carne di pollame. Arrivare a fare la spesa in modo adeguato diventa un problema sempre maggiore. Allora alcune famiglie stanno scegliendo di spendere meno, altre scelgono di acquistare prodotti con una qualità garantita più bassa, e insomma cominciano ad esserci dei problemi, però anche con una prospettiva nel mese di settembre assai più fosca, perché è uscito anche sui giornali. I costi per i libri e per la cartoleria sono imponenti per le famiglie, comprare tutti i libri nuovi, tutto il materiale scolastico è assai costoso, e c'è lo spettro dei costi energetici che per ora stanno insistendo in modo significativo, ma con l'arrivo dei primi freddi impatteranno in modo gravissimo sulle famiglie. Ecco, quindi una situazione senz'altro preoccupante per tante persone, soprattutto per quelle famiglie magari non in situazioni di povertà, come dire, già accertate e che magari sono comunque in qualche maniera seguite dai servizi sociali eccetera, ma tutte quelle famiglie che fino ad ora diciamo arrivavano giuste alla fine del mese, che ora con questi rincari si trovano a dover fare delle scelte, perché quei rincari di magari 100-200 euro al mese, e forse probabilmente anche di più con l'arrivo dell'inverno e delle bollette, sono quelli che magari servivano per le spese mediche piuttosto che per il dentista del figlio, le spese scolastiche, le attività sportive dei bambini. Quindi molte famiglie si troveranno costrette a dover fare delle rinunce e delle scelte a volte anche davvero diciamo dolorose. È proprio così, i dati ci dicono che questa difficoltà particolare, questo ennesimo cigno nero che stiamo vivendo, si inserisce in una storia di lungo periodo che vede che i costi obbligati, le spese obbligate per le famiglie, quelle che non si possono in nessun modo evitare, sono passati in 15 anni dal 36% al 46%, 47%. Ce lo dice una ricerca di Confcommercio che è stata pubblicata qui a luglio. Dentro questo quadro qua si capisce allora che lo spazio per il risparmio da un lato e dall'altro lato per spese che non sono assolutamente necessarie, quindi fare degli screening, fare delle visite di controllo, l'attività sportiva dei figli, il relax, i beni appunto culturali, sono delle spese che sono messe a repentaglio. E quindi alle nostre orecchie, ai nostri sportelli associativi di Treviso, ma anche di tutti gli altri territori, non arrivano più solo i problemi precedenti di quelle famiglie che avevano acceso finanziamenti per comprare TV, frigoriferi, cose del genere, ma arriva sempre più persone che dicono: non riesco a fare la spesa fino a fine mese, devo fare delle scelte e abbandonare qualcosa per i miei cari, per i miei figli, per i miei anziani. Ecco, quindi diciamo la telefonata tipo che vi arriva in questo periodo, perché peraltro abbiamo anche dei riferimenti, no? Voi avete messo a disposizione un numero di telefono per chi vuole chiedere supporto, no? allo sportello, quindi magari se la regia può farlo vedere. La telefonata tipo di questa famiglia che in questo momento contingente si trova in difficoltà, qual è? Allora, sul territorio nazionale, poi declinato in ogni regione, in ogni territorio e mezzo, che prevedeva che le famiglie, per la possibilità per le famiglie di donare €1 o qualcosa di più per sostenere le famiglie in difficoltà temporanea. Oggi arrivano chiamate che ci dicono: facciamo fatica a arrivare a fine mese, facciamo fatica a far fronte alle spese domestiche, facciamo fatica a trovare
un lavoro adeguato che ci permetta di conciliare il lavoro con l'assistenza dei figli e dei nostri anziani. Allora in questo caso ci sono richieste di supporto soprattutto per famiglie numerose e in molti casi anche famiglie dove c'è stato un evento di separazione, di un supporto economico. C'è un sito che noi abbiamo creato che si chiama www.fondofamiglie.org, dove si possono avere tutte le informazioni e dove si può scegliere come donare, la cifra, la periodicità, la modalità di pagamento. Ma per le famiglie che si trovano in difficoltà c'è un numero di riferimento, il 329 9057 101, che si può chiamare ogni giorno dalle 9 alle 11.30 durante la settimana, quindi dal lunedì al venerdì, per avere informazioni per un primo contatto. Si segnalano le difficoltà e si verifica prima di tutto le caratteristiche essenziali, l'esistenza di una famiglia con figli e la difficoltà temporanea. Poi qui si attiva un supporto economico, ma anche un supporto relazionale e territoriale, perché molto spesso queste famiglie hanno bisogno anche di riferimenti territoriali con i quali collaborare, che sono famiglie e istituzioni. E quindi si crea una rete relazionale che a fianco al supporto economico diventa estremamente significativa. Ecco, lei accennava ai bambini, perché poi alla fine molto spesso queste difficoltà vengono, come dire, a ricadere proprio sulle spalle dei più deboli e quindi lo sappiamo purtroppo dei bambini. Anche in un territorio, diciamo, tutto sommato relativamente, tra virgolette, ricco rispetto a tante altre zone d'Italia come il nostro, che difficoltà ci sono e che problemi voi state evidenziando, soprattutto in riferimento ai più piccoli? Allora, i dati che abbiamo si compongono da un lato dalle osservazioni empiriche e dall'altro dalle ricerche di carattere nazionale con le estrazioni sui territori di Treviso. Indubbiamente noi sappiamo che la povertà assoluta in Italia e anche in Veneto è in aumento e coinvolge soprattutto le famiglie con minori. I più esposti alla povertà sono i bambini. Dentro questo ci sono purtroppo delle connessioni assai significative tra la povertà economica e per esempio l'abbandono scolastico o il non seguire dei percorsi degli iter di istruzione che siano completi e soddisfacenti. Quindi un doppio tradimento verso i più piccoli, immediato sul carattere economico ma anche di prospettiva e di futuro. Queste sono le segnalazioni e le indicazioni più gravi che noi raccogliamo. Quindi da questo punto di vista si va dall'impossibilità a fare attività sportiva, che sappiamo ha dei risvolti di carattere socio-relazionale, di crescita umana e personale, ma anche di carattere sanitario. Ci sono bambini e ragazzi che non possono accedere a dei percorsi culturali e formativi ulteriori e alternativi a quelli della scuola. Quindi laddove funziona un sistema scolastico che va oltre le 5 ore mattutine, che integra con formazione, laboratori, proposte, c'è un paracadute, altrimenti se non c'è questa rete istituzionale del volontariato i problemi diventano più gravi. Ecco, perché peraltro poi è tutta una catena, no? Noi stiamo molte volte documentando anche nei nostri telegiornali questo crescente disagio giovanile, disagio dei ragazzi, disagio degli adolescenti, che si manifesta in tante forme, talvolta anche con degli episodi di violenza, con degli episodi di bullismo, che spesso magari sottendono appunto a dei problemi diversi, a dei problemi molto più profondi che ci sono all'interno della famiglia ma dell'intera nostra società. È indubbio che il mondo dei giovani, il mondo degli adolescenti sta vivendo un periodo di ambasci. Dal mio punto di vista strettamente personale, chi ha sofferto di più durante appunto tutto il periodo Covid e questa incertezza che abbiamo adesso sono i più giovani, i ragazzini, i bambini e gli adolescenti. Sono dall'altro lato assai preoccupato dal fatto che insomma, anche le risorse del PNRR non sono sufficientemente orientate alle nuove generazioni. Al contempo sono preoccupato dal fatto che leggendo i programmi delle diverse coalizioni per il prossimo futuro governo che andrà a esprimersi dopo il 25 di settembre non mettono sufficientemente a fuoco l'intervento sulle nuove generazioni, sulla natalità e sui bambini. I giovani sono una risorsa, dobbiamo partire da questo, non sono un problema. Senza i giovani l'Italia non ha futuro.
Dobbiamo investire su di loro, trattenerli qui, fare delle proposte e per il loro futuro ma anche per l'attualità, per i momenti che stanno vivendo oggi. Proposte formative, proposte aggregative, proposte di crescita professionale. E dobbiamo tenere conto che la famiglia è lo spazio che dobbiamo implementare e sostenere perché questi giovani facciano un'esperienza di civismo e di comunità che sia sempre più funzionale e non faticosa e disfunzionale. Ecco, dal punto di vista economico un primo passo per andare incontro alle difficoltà delle famiglie è stato fatto con l'assegno unico universale. Lo ricordiamo ancora una volta perché ancora diverse famiglie non hanno presentato la domanda ed è importante presentarla proprio per poter avere questo contributo. Secondo voi è sufficiente o bisogna investire di più? Assolutamente è insufficiente, è un primo passo, è un passo significativo, è la prima misura che riconosce dignità a ogni figlio nato in Italia, che sia figlio di disoccupato, libero professionista o lavoratore dipendente, però come misura ha bisogno di essere perfezionata. Chiaramente è stato il primo anno, noi ci aspettiamo che tutte le forze in campo si sfidino a fare meglio, a fare di più, a aumentare le risorse a disposizione e a semplificare i processi per l'ottenimento di questa misura, ad esempio anche escludendo la necessità di presentazione dell'ISEE. Sappiamo che oltre il 20% delle famiglie ha fatto richiesta di assegno unico non presentando l'ISEE e altrettante non hanno fatto richiesta proprio per questo scoglio. Ma questo è un primo passaggio. Poi a fianco a questo gli altri paesi europei, quindi non una fantasia o una teoria, ci insegnano che a fianco al trasferimento economico è necessario offrire lavoro adeguato alle persone, in particolare alle donne e ai giovani, che vuol dire un lavoro che tenga conto dell'umanità e delle relazioni delle persone, che tenga conto che non possono esserci discriminazioni nel mondo del lavoro verso le donne di carattere economico, professionale o di crescita di carriera. E dall'altro lato serve sempre più implementare nei territori la qualità dei servizi a favore delle famiglie, dei minori e dei più fragili. Certo, un primo passo è già stato fatto anche con novità proprio di questi giorni, l'incremento dei congedi parentali, no? Rivolto sia alle mamme che ai papà, ed è un passo in avanti comunque anche in questo senso per allinearsi a quelle che sono le tendenze anche negli altri paesi europei, in un paese peraltro il nostro che è il secondo, se non sbaglio, al mondo per quanto riguarda la presenza di anziani, insomma è un paese decisamente vecchio. Sì, bisogna tener conto di questo aspetto. Indubbiamente nelle ultime settimane, nell'ultimo mese è stata approvata questa norma che amplia i congedi parentali, quindi non sono solo i congedi di maternità ma sono anche di paternità, quindi incrementa la possibilità anche dei padri di essere protagonisti in questo percorso, ma condivide le responsabilità, perché a tutt'oggi c'è anche un grande lavoro culturale da fare che sta attorno al tema dei nodi della cura che troppo spesso sono affidati solo alle donne. Ci troviamo molto spesso con donne che sono una generazione sandwich, che devono tenere assieme i più piccoli, i disabili, gli anziani, il lavoro, la cura della casa, e anche questo è un aspetto culturale da affrontare. Dall'altro lato bisogna fare dei percorsi perché venga offerta una prospettiva di stabilità alle famiglie. Le famiglie sono i soggetti che in continuazione non possono guardare a ieri e all'oggi o al domani, ma devono guardare al futuro. Chi mette al mondo un figlio, che è una persona di cui prendersi cura, deve guardare con una prospettiva di lunga gittata. Quindi sicurezza, stabilità, governi che durano, governi territoriali che sono progettazioni di lungo periodo e non sono estemporaneità, sono necessari perché appunto riusciamo a invertire un trend demografico, riusciamo a far nascere più bambini e riusciamo a equilibrare un sistema che sta invecchiando, mantenendo i nostri anziani vivi, sani, felici, contenti di essere in Italia, ma il sistema deve essere rimesso in equilibrio, aumentando i giovani e i più piccoli. Senz'altro, io la ringrazio per essere stato con noi, Adriano Bordignon. Ricordiamo ancora la campagna 1 euro a famiglia per sostenere appunto tutte queste famiglie che in questo particolare momento si trovano in difficoltà. Grazie ad Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia di Treviso. Buona giornata e buon lavoro, grazie ancora.
Grazie e buona giornata. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ora andiamo a Rosolina Mare, ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Vediamo queste belle immagini di prodotti agricoli perché è in corso una manifestazione dedicata proprio all'agricoltura e di siccità e rincari, ma non solo per il settore dell'agricoltura. Parliamo appunto con i nostri inviati. Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, dimmi la verità, mi invidi un po' con questo paniere di prodotti veneti della nostra terra, di la verità. Un po' sì, devo dire la verità. Devo dire con molto orgoglio, del resto noi siamo qui a raccontare questi prodotti veneti e in particolare questi prodotti del Polesine, di questo territorio. Siamo a Rosolina Mare, siamo con Henry Faccini che è il presidente di CIA Rovigo, CIA ha organizzato questo appuntamento in diversi punti d'Italia, questo è il secondo appuntamento di quest'annata in Veneto, il primo l'abbiamo già seguito a Sottomarina, ma perché avete organizzato questa iniziativa? Diciamo così, intanto per creare un momento di convivialità, un momento di socialità, per essere a contatto stretto col consumatore. Siamo venuti a trovare il consumatore in spiaggia, abbiamo portato i nostri prodotti in riva al mare per dare un messaggio di quello che è il resto del nostro territorio. Il nostro territorio non è solo turismo, il nostro territorio non è solo paesaggio, ma assolutamente il nostro territorio è prodotto alimentare, è eccellenza alimentare, partendo dagli ortaggi piuttosto che le carni negli allevamenti, la pesca e tutti quelli che sono i comparti produttivi alimentari che questo territorio rappresenta. Senta, da Presidente però anche voi fate i conti con la crisi e le difficoltà anche in questo territorio, Cuneo, Salino, siccità. Lei tra l'altro poi è esperto di florovivaismo. Dica la verità, quanto sta soffrendo l'agricoltura veneta e soprattutto polesana? Tantissimo sta soffrendo l'agricoltura, soprattutto quella polesana, perché questo territorio in particolare ha risentito di tutti quelli che sono i fattori negativi del momento, dal conflitto bellico piuttosto che dalla siccità generalizzata e tutte quelle che erano le criticità legate agli aumenti energetici, ai costi impellenti che ogni giorno continuano ad aumentare. Noi abbiamo anche delle problematiche legate alla sofferenza demografica di questo territorio, alla risalita del cuneo salino che sta compromettendo quello che è il futuro di queste terre, perché si sta rischiando di salinizzare la superficie e quindi non è scontato che possiamo coltivare anche domani. Le difficoltà del giorno d'oggi ci devono far riflettere su quella che deve e può essere l'agricoltura del futuro. Appunto, in una battuta cosa vi aspettate? Cioè, qual è da un errore del presente e del passato, qual è la progettualità immediata per il Polesine in una battuta per il futuro? La condivisione e l'associazionismo, restare insieme, uniti, fare squadra, tentare di trovare delle soluzioni intelligenti, logiche, poco impattanti per garantire il futuro di questo territorio e per garantire il futuro anche ai nostri figli. Grazie intanto al Presidente, perché qui in questo momento conviviale c'è anche l'assessore Cristiano Corazzari, assessore caccia, pesca, ambiente. Assessore, visto che parliamo di pesca, l'11 settembre si chiude, diciamo così, il fermo pesca, con che prospettive per la pesca veneta? Sicuramente veniamo da una stagione complessa, il caro gasolio, l'aumento dei costi delle materie prime ha messo fortemente in difficoltà il comparto della pesca, e questo unito a molte volte le politiche europee che non sempre hanno avuto quell'attenzione rispetto alla pesca del Mediterraneo e dell'Adriatico in particolare. Sarà fondamentale che tutti insieme, regioni con livello governativo, e sappiamo l'appuntamento che ci aspetta, riescano a far sentire la voce dei pescatori dell'Adriatico e dell'Alto Adriatico in particolare, per far sì che le misure europee
europee siano consapevoli della specificità di questo mare, un mare che offre dei prodotti di eccellenza che finiscono nelle tavole dei consumatori e che permettono quel collegamento della filiera corta che dà la possibilità di avere prodotti di estrema qualità, e dobbiamo sempre ricordare che i nostri pescatori sono i primi garanti di questi e i primi custodi del mare. Noi come Regione ci occuperemo della programmazione dei fondi europei, del FEAMPA, e sulla base di quello cercheremo di porre quelle misure che siano a sostegno del settore della pesca in mare e anche della nostra molluschicoltura. Non dobbiamo dimenticare tutta quella che è la produttività delle nostre lagune. Quindi una sfida importantissima per un settore di straordinaria importanza, soprattutto per la nostra comunità e per i consumatori. Senta, lei che è in giunta regionale praticamente ogni giorno e che parla con il presidente Zaia, questa siccità come riusciremo a contrastarla, a prevenirla nei mesi prossimi? Perché l'abbiamo affrontata, in questo momento probabilmente passerà con le piogge, però da questa lezione dobbiamo trarre spunto. Dobbiamo avere la capacità di guardare a delle politiche di medio-lungo periodo e non solo alla contingenza, all'emergenza. È chiaro che se verranno fatti degli investimenti, dovranno essere fatti degli investimenti che garantiscano la continuità nell'approvvigionamento delle risorse idriche per l'agricoltura, e quindi la creazione di bacini, di invasi, e anche bisognerà cercare di realizzare delle infrastrutture che impediscano la risalita del cuneo salino nei nostri corsi d'acqua, che rende poi impossibile irrigare e rischia addirittura di insinuarsi nelle falde acquifere, e questo quindi generando un danno irreparabile. Si tratta quindi di riconvertire anche parte degli investimenti che sono già stati previsti dal PNRR proprio su queste tematiche, che sono un'emergenza oggi ma che saranno un tema da affrontare nel lungo periodo. Ecco, per ultimo, lei è qui oggi perché di fatto è di casa, è casa sua il Polesine. Questo Polesine per tanti anni bistrattato, invece oggi nuova carta da giocare per il Veneto per quanto riguarda la scoperta turistica, un turismo sostenibile. Il Polesine ha delle potenzialità enormi, siamo nel cuore del delta del Ponte, un territorio di eccellenza dal punto di vista naturalistico che offre anche delle realtà balneari, ma non solo. È chiaro che sposare questa bellezza del nostro territorio, che è unico, lo ricordo, in tutto il Mediterraneo, con l'eccellenza dei nostri prodotti significa dare una carta vincente. Quando si fa una vacanza si vuole vivere un'esperienza, un'emozione, portare a casa dei ricordi e avere la possibilità di mangiare bene, di mangiare dei prodotti di estrema qualità in un territorio bello e naturale. Penso che sia un privilegio che in Polesine si può offrire. Grazie all'assessore. Noi proseguiamo in questo nostro giro, Marta, perché andiamo a trovare invece il responsabile dei balneari, perché un altro settore importante è quello dei balneari. Sono con Ferdinando Ferro, buongiorno. Buongiorno. Presidente del sindacato balneari Confcommercio qui di Rosolina. Senta, in una battuta, la stagione ormai comincia, diciamo, la fase declinante, ci sarà ancora del tempo. Tiriamo un po' le somme, com'è andata questa stagione? Ormai arrivati a questo punto della stagione possiamo dire che è andata bene. C'è stata tanto bel tempo, tanta bella gente, tanta voglia di spiaggia, e quindi noi abbiamo lavorato bene. Ecco, per quanto riguarda invece l'aumento delle tariffe, per quanto riguarda l'aumento dei rincari in bolletta, per voi l'avete risentito oppure tutto sommato, come si dice in gergo, la botta l'avete tenuta? Diciamo che in sintesi la botta l'abbiamo tenuta. E noi per scelta le tariffe della spiaggia non le abbiamo aumentate rispetto agli anni scorsi, quindi abbiamo mantenuto le stesse tariffe, anche se c'era già il sentore a inizio stagione di questi aumenti esagerati che sarebbero arrivati. Comunque speriamo di tenere botta anche per il prossimo anno, perché comunque abbiamo degli altri problemi da risolvere, da affrontare. Esatto, perché poi Marta devi sapere che la spina nel fianco dei balneari è ben altro, si chiama Bolkestein, giusto? Si chiama Bolkestein, si chiama normativa italiana, si chiamano decreti attuativi che il prossimo governo speriamo si metta a fare presto. Perché voi dite, noi siamo arrivati qua quando qui era di fatto palude, l'abbiamo bonificata, l'abbiamo resa spiaggia, l'abbiamo attrezzata e adesso c'è il rischio che qualche fondo di investimento ci porti via tutto. Questo è da mettere in evidenza. Lo Stato a noi non ha dato un'attività da gestire, ma ha dato un appezzamento di sabbia su cui lavorare, su cui sviluppare, su cui costruire. Ed è vero, abbiamo realizzato la fognatura, l'acqua, l'acquedotto, la linea elettrica e tutto,
abbiamo realizzato i bagni che oggi non hanno niente da invidiare ad altri bagni più rinomati, però è troppo semplicistico dire adesso mettiamo in gara, e speriamo che il governo consideri e valuti i sacrifici, gli sforzi fatti. Ecco, c'è chi dice che voi avete paura di scendere in gara con, diciamo così, possibili concorrenti. No, affatto, a noi le gare non fanno paura, a noi fa più paura non conoscere le regole. E credo che questa battuta abbia già raccontato tutto. Allora, un'ultima cosa. Per voi queste iniziative, cioè l'agricoltura presentata in spiaggia, che senso ha? Beh, ha un senso di valorizzare innanzitutto il prodotto made in Italy, il prodotto italiano, ma di valorizzare le spiagge italiane, perché nelle spiagge italiane riusciamo a fare il connubio perfetto con cibo e vacanza. Ecco, Marta, grazie intanto Presidente. Marta, se hai delle domande, se no io passerei a Gianmichele Passarini. Ci mettiamo al sole così evitiamo di fare contrasti vari. Stiamo al sole, Presidente, così. Allora, Marta, se hai domande, se no io procedo con il Presidente di CIA Veneto. Sì, visto che hai il Presidente di CIA Veneto, avevo proprio una domanda da fare relativamente anche ai servizi che abbiamo fatto in questi giorni nei nostri telegiornali, e ne abbiamo parlato poco fa anche con il responsabile del Centro per la Famiglia, perché le difficoltà economiche che si stanno abbattendo sulle famiglie anche del nostro Veneto stanno cambiando i consumi anche alimentari, e uno degli aspetti che stanno incidendo maggiormente è proprio quello del consumo di frutta e verdura, che sta registrando un calo consistente anche nel nostro territorio. Sì, allora, Presidente Passarini, mi chiedono ovviamente dallo studio, avete notato anche voi che cala il consumo di frutta e verdura perché comincia a costare troppo e la gente non ha i soldi per poterla comprare? Questo è un segnale che da più parti ci sta arrivando. Sì, diciamo che il trend è questo. Sicuramente l'inflazione, i problemi economici stanno pesando, gli aggravi energetici stanno pesando sulle nostre famiglie, e quindi di conseguenza la contrazione tanto temuta, che già in tempi non sospetti avevamo denunciato anche alle istituzioni politiche, sta avvenendo. È chiaro che questo poi a caduta si riverbera anche sulle nostre aziende agricole, perché i prodotti che poi noi portiamo sulle tavole degli italiani, se non vengono venduti, il margine di guadagno sempre più risicato viene meno. Senta però, Presidente, lei che ha l'Osservatorio del Veneto ed è anche Vicepresidente nazionale, che autunno ci dobbiamo aspettare nel nostro territorio, soprattutto per il settore primario? Guardi, l'autunno, ne abbiamo avuto anche varie riunioni anche con le Camere di Commercio, è un autunno veramente preoccupante. Temiamo che questo rincaro energetico metta in ginocchio quelle che sono le nostre produzioni, non sappiamo, a fronte anche di tutte quelle che sono le dinamiche dei prezzi, come saranno i raccolti e quali saranno i prezzi, quindi siamo veramente preoccupati, e quindi aspettiamo purtroppo questa nuova compagine di governo che si applichi, che avvenga il prima possibile, perché abbiamo bisogno assolutamente di portare i temi, perché ne va dell'esistenza delle nostre aziende. Senta, qual è il settore che la preoccupa di più? Si dice quello zootecnico, quindi anche i nostri prodotti DOP, i formaggi, il latte. Sì, sicuramente il settore zootecnico, ma nulla è esente da questo tipo di speculazione che sta avvenendo. Lei immagini tutta la parte di allevamento, immagini tutta la parte dei costi energetici, tutta la parte dei rincari che abbiamo avuto sul gasolio, sui mezzi tecnici, quindi è chiaro che da qualche parte bisogna ricaricare i prezzi. Nel momento in cui ricarichi un prezzo innesca un meccanismo che poi non è più sostenibile all'interno del sistema della catena della filiera. E allora qual è la soluzione che i nostri politici prossimi dovrebbero intraprendere? Guardi, la soluzione è semplice, noi lo abbiamo detto anche al governo, occorrono innanzitutto un intervento immediato su quello che è la calmierazione dei prezzi del gas e dell'energia. Non si può prescindere da questo, perché se non andiamo ad intervenire in questo sistema le nostre aziende si fermano. Ora, che sia un accordo che trovi a livello europeo, che presumo che sia più un buttare la palla in tribuna, che sia un intervento che tu attui a livello proprio nazionale nell'intervenire sul taglio dei costi energetici, questo è uno dei primi. Un taglio delle accise, insomma. Assolutamente, ma non solo le accise, perché vedi, le accise incidono in una certa maniera, proprio un taglio anche nel costo energetico, perché se lei pensa che noi oggi sosteniamo costi energetici che sono 4 volte tanto quello che è il valore che si pagava l'anno scorso, e lo vedono anche le nostre famiglie, e quindi è chiaro che la priorità è lì. Dopodiché ci sono tutti gli altri temi programmatici che riguardano la fauna selvatica, riguardano
siccità, che riguardano appunto tutto il tema dei rapporti con l'Europa, questo Nutri-Score che con una spada di Damocle è sempre lì che ci condiziona le nostre scelte produttive. Quindi tutta una parte programmatica che noi abbiamo sottoposto ai candidati attraverso un documento. Però vogliamo concludere con un sorriso, Marta, permettici, perché siamo in spiaggia, siamo al mare, siamo con la gente che apprezza i prodotti della terra polesana, della terra veneta. Iniziative come queste fanno bene al cuore. Ma assolutamente fanno bene al cuore, sicuramente. Qui siamo in un territorio meraviglioso. Dicevo prima nell'intervento, pensiamo cos'era Rosolina 30 anni fa, guardiamo ad oggi cos'è Rosolina insieme a tutte le nostre spiagge del litorale veneto. Avanti tutta, però voi capite che noi abbiamo bisogno anche di un supporto. Oggi siamo davanti ad una sfida. Continuiamo in questo percorso di miglioramento paesaggistico, produttivo, oppure ci fermiamo? La scelta sta anche a quello che poi l'elettore dovrà fare a settembre, e quindi auguriamo all'elettore di scegliere bene. Grazie Presidente Passerini. Marta, se hai delle domande, se no ti restituisco la linea da Rosolina. Grazie Lucio, a te per questo collegamento, a te a Nicoletta Rizzetto e naturalmente al Presidente di CIA del Veneto e agli altri ospiti che hai avuto. Noi ora abbiamo un servizio di cronaca che ci arriva da Venezia ed è un servizio relativo all'ennesimo blitz antidroga che è stato portato a termine dalla Guardia di Finanza, blitz che ha portato all'arresto di un 50enne. Sentiamo. Oltre 69 kg di marijuana, 5 di hashish, 228 grammi di cocaina, 72 di metanfetamina e oltre 90 kg di sostanze liquide con i principi attivi della cannabis. La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato un 50enne che nascondeva la droga in alcuni garage della periferia padovana. L'operazione segue alla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Padova dopo gli sviluppi delle investigazioni condotte dalla sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia e del gruppo di Tessera, dopo il sequestro lo scorso luglio di una piantagione di cannabis a Vigonza, sempre nel Padovano, colmata con un arresto. L'ispezione dei 2 box auto ha permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire, stipato in diversi borsoni e scatole, lo stupefacente sequestrato, oltre a cocaina e metanfetamina nascoste nel bauletto di una sua motocicletta, anche questa sequestrata. Ora sono in corso accertamenti patrimoniali sulle capacità reddituali del 50enne, finalizzati all'eventuale confisca di beni e proventi dell'attività illecita dell'uomo ora detenuto nel carcere di Padova. Ed ora andiamo a Padova per parlare ancora dei rincari delle bollette provocati dal calo energia. La linea a Valentina Visentin che si trova in una pasticceria di Padova, no Valentina? Nella quale insomma i rincari sono davvero evidenti. Esatto, proprio così vi mostriamo i numeri affissi all'esterno di questa vetrina di questa pasticceria di Padova, la pasticceria Graziati in pieno centro storico a Padova. 1.844 euro la bolletta dell'energia elettrica di luglio 2021, oltre 5.000 euro quella di luglio 2022, un confronto impietoso, e quello che viene appunto esposto in vetrina a tanti bar, pasticcerie, ristoranti padovani l'ha scelto di esporre anche Fabrizio Graziati per quasi giustificare i piccoli ritocchi che avete fatto nel listino. Sì, questa è un'iniziativa che ha preso la nostra associazione, l'Associazione Pubblici Esercizi, per sensibilizzare la cittadinanza e far capire appunto che siamo stati costretti a portare dei piccoli aumenti che comunque non sono assolutamente sufficienti a contenere gli aumenti che abbiamo subito noi. Parlavo con il mio fornitore di energia elettrica, con il mio consulente di energia elettrica e di gas, il quale mi spiegava che il gas è aumentato di 11 volte, l'energia elettrica è aumentata di 7 volte, e la cosa ancora più grave è che se Putin non si deciderà a riaprire i rubinetti, a breve non ci sarà abbastanza energia per poter tenere aperti i locali. Quindi non solo ci sarà il problema di pagare la bolletta, ma non ci sarà l'energia elettrica per poter lavorare. Quindi questo è il problema principale che il nostro governo, o il governo che ci sarà, dovrà risolvere, oltre ovviamente ad aiutarci a pagare queste spese che sono diventate insostenibili insieme agli aumenti
di tutte le materie prime. Ecco. Materie prime che aumentano, quindi ci sono i fornitori da pagare, le forniture elettriche altrettanto, i dipendenti, e quest'estate per la prima volta in tantissimi anni di attività avete dovuto adottare anche altre misure. Cosa avete fatto? Noi in particolar modo da maggio, che ha cominciato a fare caldo e abbiamo cominciato ad avere anche queste stangate qua, abbiamo chiuso alle 4 del pomeriggio anziché alle 20:30, perché al pomeriggio c'era anche poco lavoro, poco movimento, un caldo infernale, e quindi abbiamo scelto questo orario ridotto per contenere il costo del personale e un pochino quello dell'energia elettrica. Queste cose non erano mai accadute, però questa è la fotografia di quanto invece avviene in questi mesi, e l'autunno, le previsioni per l'autunno non sono di certo ottimistiche. Marta, se non hai domande io ti restituisco la linea. Ecco Valentina, un'ultima cosa, perché è uscita proprio ora un'agenzia in questo momento relativa ai commercianti padovani che a fronte di questa situazione rispetto al resto del Veneto hanno un vantaggio in più, il santo. Infatti lunedì mattina i commercianti aderenti all'Ascom porteranno proprio un cero a Sant'Antonio, si affideranno al santo consegnandolo appunto al padre rettore della Basilica per chiedere la sua intercessione dall'alto. Ecco, dico, c'è un'iniziativa di un'altra associazione di commercianti che porterà lunedì mattina un cero a Sant'Antonio. Qui a Padova ci si appella anche al santo. Sì, penso sia un'ottima idea, chissà che vada dritta. Ecco Marta, allora da Padova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Valentina, Federico Cibotto e al tuo ospite per questo collegamento. Noi continuiamo a parlare ora di viabilità, perché oggi, sabato 27 agosto, ultimo sabato di agosto, è una giornata da bollino nero sulle strade gestite da Autovie Venete per questa stagione estiva. Secondo le previsioni della concessionaria è previsto traffico intenso per tutto il fine settimana. Sentiamo quindi quelli che sono i consigli della polizia stradale, sia per chi si mette in viaggio per ritornare a casa, sia anche per coloro che in queste ore stanno partendo per le ferie settembrine. Sentiamo. L'utenza deve necessariamente informarsi prima di partire, contattando i vari centri operativi della polizia stradale, le concessionarie autostradali, cercando di apprendere notizie dai social, dalle trasmissioni radio-televisive, per vedere se quella strada, quell'itinerario che dovranno percorrere, vi sarà un traffico intenso o meno, perché c'è possibilità, almeno nell'imminenza delle partenze, di sapere questo tipo di notizie. Una raccomandazione chiaramente è di partire sicuramente allacciando le cinture di sicurezza sia nei posti anteriori sia nei posti posteriori, essere riposati, scegliere magari orari in cui si spera che il traffico sia meno intenso. Quando si è stanchi ci si ferma, ci si riposa e poi si riprende il viaggio. Cercare di non abbondare con pranzi, cene, libagioni, perché diciamo anche tutto il processo digestivo dà sonnolenza, perciò in sicurezza nel condurre i veicoli. Se sabato scorso si erano registrati 177.000 passaggi, non sono da meno quelli attesi per questo fine settimana lungo le autostrade del Veneto. Queste le previsioni di Autovie. Secondo fine settimana di controesodo con i vacanzieri di ritorno dalla Croazia, dalla Slovenia, dalle località di mare dell'Adriatico e dalla montagna. Numerose le pattuglie della polizia stradale lungo la tratta autostradale. Si raccomanda nessuna distrazione alla guida e il rispetto dei limiti di velocità. In questi periodi vi è un aumento della presenza delle pattuglie, specialmente negli snodi principali. Consideriamo che il Veneto è percorso dalla 4 nella sua interezza e soprattutto nella tratta da Brescia a Venezia il traffico si prefigura molto intenso. Snodo di Padova, tutto il bacino attinente le località del lago di Garda, perciò con i vari parchi di divertimento. In quei luoghi la presenza delle pattuglie zona di Venezia è sicuramente aumentata. I colleghi a bordo sono capaci di fornire ogni notizia utile, perché tramite gli apparati
telefonici e radio sono informati sulla situazione che vi è in quel preciso istante nelle autostrade di nostra competenza. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Ed ancora cronaca ora con una notizia di maltrattamenti, l'ennesima che dobbiamo registrare. Marito e padre violento, sorvegliato speciale, viola il divieto di avvicinamento alla famiglia. Nei guai è finito un 52enne del Pakistan residente a Padova che ora verrà espulso dal territorio nazionale. Condannato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie e dei figli e già in passato sottoposto ad un obbligo di allontanamento dalla casa familiare, non ha esitato però a violare queste misure. Per questo un 52enne pakistano residente a Padova è stato arrestato e questa volta anche espulso dal territorio italiano. L'uomo era in regime di sorveglianza speciale, ma già lo scorso aprile era stato controllato ad Adria dalla polizia ferroviaria e così indagato per inosservanza dell'obbligo di soggiorno a Padova. Il 24 agosto inoltre lo straniero aveva richiesto al 113 l'intervento delle volanti perché non riusciva ad entrare nella propria abitazione a Camin. I poliziotti intervenuti hanno capito però che si trattava dell'abitazione in cui vivevano la moglie e i figli ai quali l'uomo non può avvicinarsi. Il 52enne è stato così denunciato, processato per direttissima e essendo irregolare sul territorio nazionale è stato espulso e in queste ore verrà trasferito in un centro di permanenza per i rimpatri. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di turismo, dicevamo poco fa, sentivamo dal comandante della Polizia Stradale del COA di Padova la situazione del traffico molto sostenuto in questo fine settimana di controesodo da Bollino Nero, contrassegnato quindi da tanti rientri ma anche da diverse partenze per chi approfitta del finire di stagione per fare le proprie vacanze, magari anche per risparmiare qualcosa. Allora abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e agli spettatori. Ecco, allora, dicevamo di questo traffico molto sostenuto, segno di una stagione, quella dell'estate 2022, che è stata segnata da dati sicuramente molto buoni, molto importanti per le strutture ricettive del nostro territorio. Anche se ve lo vediamo nel nostro titolo, magari ci veniamo dopo con questa mannaia che incombe del caro bollette. Intanto cominciamo dai dati, dai numeri. Ma i numeri, come abbiamo avuto modo di dire già un mese fa, più o meno l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci portano a considerare che questa sarà la stagione per il momento dei record, nel senso che andremo a superare con somma verosimiglianza i dati del 2019. Sta andando bene dappertutto, chiaramente non solo nel Veneto, ho sentito proprio stamattina notizie di Malaga, notizie della Croazia, piena Albania, cioè è pieno dappertutto nel Mediterraneo, quello a raggio abbastanza breve, perché come ho avuto già modo di dire, quest'anno come l'anno scorso e come 2 anni fa la lunga distanza preoccupa un po', per cui molte persone hanno ben pensato di tenersi in un raggio di 500-600 km, 1000, quello che è da casa, ma comunque viaggiare in auto in modo da poter rientrare, complice anche, purtroppo mi lasci dire, tutti i disservizi che ci sono stati negli aeroporti, tutte le problematiche che ci sono state con i voli aerei. Purtroppo per i colleghi che beneficiano dei voli aerei, per il Veneto è già meno pregnante. Intendo dire per il lago di Garda, montagna, mare, per Venezia sicuramente invece è esiziale il fatto che gli aeroporti siano collegati. Detto questo, stagione eccezionale, corre l'obbligo di far osservare, che è cosa nell'esperienza di chiunque, che non è che dopo 3 annate andate così e così basta un anno per risollevare le sorti di un'azienda. Era un anno che ci ha riempito di ottimismo, l'abbiamo iniziato pieni di ottimismo, l'abbiamo iniziato convinti che fosse un punto di svolta, a tutti i colleghi è stato detto questo sarà l'anno di svolta, lo è stato sicuramente per i numeri, però
per venire alla sua anticipazione sulla rincari energetici, lo è stato molto meno sotto due profili. Uno, l'approvvigionamento, mi passi l'espressione, dei collaboratori. È stata un'autentica tragedia quest'estate riuscire a trovare gente che venisse a lavorare, ma non solo negli stagionali, non solo negli alberghi. È una malessere comune trasversale a tutti i settori. Si lamentano giustamente gli artigiani, si lamentano gli industriali, perfino si lamentano tutti. Questa è una. Poi il caro delle bollette, che va precisato, era inaspettato. Cioè noi abbiamo consumato, noi come tutti voi a casa, abbiamo consumato l'energia elettrica nel mese di aprile, di maggio, di giugno, di luglio, senza sapere del carico di rincari che sarebbe arrivato. Oltretutto sono arrivati in modo progressivo, per cui se le bollette non me ne voglia qualche collega perché erano già pesanti, ma se le bollette di maggio sostanzialmente rientrarono ancora nel parametro del sostenibile per l'attività economica, quando è arrivata la scoperta delle bollette di giugno e di luglio soprattutto, luglio la media è una triplicazione dei costi. Siamo nell'angoscia di attendere quali saranno le bollette di agosto. Ripeto, i costi li sappiamo sempre dopo aver consumato. I costi, sembra che gli alberghi, allora ci sono molte attività che sono riconosciute come energivore, nessuno sogna di dire che un'acciaieria industriale non sia un energivoro, una vetreria di Murano che non sia un energivoro. Noi non siamo probabilmente energivori come quelli, ma siamo fortemente energivori. Vi faccio solo un esempio: il mio albergo 23-25 anni fa, mal contati, impegnava 20 kW di energia elettrica. La fornitura che avevo dall'Enel era di 20 kW, adesso ne ho 120. Quindi un albergo è nell'esperienza comune di ciascuno. Una piscina 20 kW neanche li vede, un impianto di aria condizionata per un albergo medio non vede neanche i 30-40 kW. Oltre a ciò abbiamo virato, per motivi anche ecologici, di inquinamento eccetera eccetera, molti macchinari da gas, convertito molti macchinari da gas all'elettrico. Voi pensate che un forno consuma 20 kW, una friggitrice ne consuma 12, un'ora di friggitrice accesa è quello che io consumo in casa quasi, non dico in un mese, ma insomma. Quindi siamo purtroppo delle aziende che dipendono moltissimo dal costo delle energie. Quando ti trovi bollette che passano da diciamo che una bolletta, fare le medie è sempre pericoloso, ma comunque diciamo che un albergo stagionale potesse aver consumato 25, 28, 30 mila euro di energia elettrica. Parlo della sola energia elettrica, poi c'è il capitolo gas chiaramente che è aumentato molto di più, e quando ci troviamo le bollette a 75-90 mila euro, voi capite che questo va a erodere pesantemente quelli che sono i margini. Quindi stagione gloriosa, per concludere, stagione con tante presenze, stagione con tanto movimento, però alla fine purtroppo le aziende devono fare conto con quello che volgarmente si chiama il cassetto. Quando si tira il cassetto alla fine della stagione non rimane più di tanto. Questo vale per noi, ovviamente vale per i ristoranti, perché anche loro nel loro piccolo sono diventati energivori, perché è l'aria condizionata, e lo stesso discorso che vale per gli alberghi, dei forni, delle friggitrici, i macchinari elettrici. E questa è una catena che si trascina. I negozi che tengono giustamente le luci accese per essere accoglienti, per essere visibili e via. Tutto il settore, come del resto tutti i settori, per carità, è stato sorpreso da questa cosa. Non chiaramente sono stati aumentati i prezzi perché non si sapeva di questi aumenti, però tutti sappiamo che c'è un limite alla capacità di assorbimento degli aumenti dei prezzi da parte dei consumatori. I francesi, per dire, ho parlato con dei colleghi francesi, loro che hanno fatto la scelta del nucleare, loro non hanno avuto i rincari che abbiamo avuto noi. I francesi continuano bellamente a tenere l'aria condizionata alla temperatura che gli americani gradiscono e non sono lì che stanno alzando le temperature dell'aria condizionata. Ora questo è un giochino pericoloso, perché sento e vedo da molte parti molti colleghi che disperati dicono io l'aria condizionata da 23 la porto a 26 gradi per cercare di impagliare la situazione. Se ti arriva l'americano
che è abituato a avere 18 in giro per gli Stati Uniti e già i 23 sono tollerabili, se lo metti a 26 gradi l'anno prossimo va in Spagna a fare le vacanze, va in Francia a fare le vacanze. Quindi l'appello è al governo. Il presidente Draghi ha già ampiamente detto, ribadito e ripetuto che bisogna arrivare a un cap, a un tetto al prezzo del gas. Le resistenze europee, segnatamente quelle olandesi, mi permetto di dire, e d'altra parte si capiscono le difese di bottega, gli olandesi hanno il mercato del gas a Rotterdam, per cui ci tengono che il loro mercato del gas resti in piedi. Col cap chiaramente non ci sarebbe più il mercato libero e non ci sarebbe più il mercato sostanzialmente di Rotterdam, però non è che per fare il bene dei 100, 200, 1000 addetti, non so quanti siano, al mercato del gas di Rotterdam andiamo a rottamare, passatemi l'espressione, le aziende di mezza Europa. Bisogna trovare una soluzione. È chiaro, mi pare anche che quelle che sono le indicazioni che emergono proprio in queste ultime ore da parte del governo siano quelle comunque di sì, intervenire, perché è evidente che non si può aspettare nemmeno che si sia insediato il prossimo governo. 2 mesi sono troppi per tutte le imprese, le famiglie che si trovano a fronteggiare questi aumenti così consistenti ed imprevisti. Nello stesso tempo mi pare di capire che non ci sia l'intenzione comunque di fare debito, no? Da parte del Premier, che ha, come dire, stoppato chi chiedeva appunto di aumentare il debito pubblico con degli aiuti ulteriori che evidentemente questo governo non si sente di prendere, vista quella che è appunto l'evoluzione in vista delle prossime elezioni. Quindi sarà tutto da vedere, insomma, quello che succederà e a chi poi riusciranno a dare delle risposte a questi aiuti. Ma guardi, fuori di metafora, mettendo un po' i piedi nel piatto, ma me lo consentirà. Io non credo che i rincari siano proporzionali al rincaro specifico delle materie prime. Io vedo dei rincari in beni nei quali, allora, con la premessa che non esiste un bene al mondo che non abbia il contributo, se non altro finale, per trasportare il prodotto a destinazione, di un po' di gasolio, di un po' di metano e di un po' di energia elettrica. Però io vedo dei rincari che francamente sono ingiustificati. C'è una speculazione, va detto, in atto, pesantissima in tutto il mondo sulle materie prime. Se voi seguite il mercato, non posso pretendere che i singoli spettatori si seguono tutte le mattine il mercato del gas, però ci sono degli scatti e ci siamo arrivati a un livello di prezzi che francamente porta a una sola conclusione: c'è una speculazione in atto, per cui ci sono alcune manine molto potenti che stanno guadagnando l'ira di Dio alzando il prezzo delle materie prime. È lì che chiederei, non è una competenza pura del nostro governo, ma lì chiederei al nostro governo di attivarsi in Europa, negli Stati Uniti, per cercare di dare una calmata quantomeno alla pura speculazione. Ho la convinzione personale, per carità, ma come tale ve la vendo, che è inutile che il governo abbassi le accise e dopo il risultato lo vediamo, non è che la benzina l'abbiamo pagata 1,3. È inutile che abbassi le accise, è inutile per le aziende, è inutile che abolisca l'IVA, perché l'IVA per le aziende è una partita di giro, e sono meno flussi e meno introiti nelle casse dello Stato. Io andrei a prendere gli sconti da poter applicare dalle zampine di questi signori che nel fresco dei loro uffici manovrano i prezzi internazionali a loro piacimento, soprattutto a loro interesse. Ecco, è lì secondo me che si potrebbe dare una bella mazzata, ma dell'ordine di decimali, cioè del 30%, non le misure palliativo e che favoriscono l'aumento del debito che sento dire il governo stia studiando. Bisogna avere coraggio di andare a dire: il mercato è libero, io sono un liberista assoluto, per carità, però il mercato è libero, il mercato deve autoregolarsi, però il mercato non deve neanche soffocare, non è che la finanza può soffocare la produzione. Noi siamo un paese più di produzione che di finanza e quindi
abbiamo adesso va di moda il diritto, nessuno ha diritto a niente, ma credo che gli imprenditori possano rivendicare il diritto ad avere un accesso alle materie prime di necessità senza che queste siano sottoposte alla forca caudina della speculazione più bieca. Ecco, stando a questa situazione di cui abbiamo detto, secondo lei, Micheli, quali sono le prospettive della stagione turistica prossima, autunnale ed invernale, guardando insomma in prospettiva? Guardi, purtroppo la vedo abbastanza male, perché questa progressione geometrica degli aumenti delle energie, ho già avuto modo di dire prima che gli alberghi sono da considerarsi energivori. Noi non sappiamo, i colleghi che stanno facendo i prezzi per novembre e dicembre non hanno alba di che bollette gli arriveranno a novembre e dicembre. Consideri che sto parlando con tantissimi albergatori che mi stanno facendo i conticini, ma quelli proprio col foglio Excel con lo 0, la seconda cifra decimale in euro, a vedere se gli conviene tenere aperto dopo il 7 di settembre o non gli conviene tenere aperto. Voi tutti sapete che buona parte degli operatori stagionali, per esempio, ma anche i non strettamente stagionali, quando è bassa stagione abbassano i prezzi, ovviamente. Abbassano i prezzi, ma i servizi di base rimangono gli stessi, il personale rimane lo stesso, i costi dell'energia rimangono gli stessi. Dico una banalità, ma che è comune a tutte le mamme che vanno ai fornelli: quando metto su una pentola il gas lo accendo, che mangi una persona, che mangino 5, non cambia assolutamente nulla ai fini del consumo. Quindi questi colleghi stanno facendo il conto di fino a che punto gli conviene stare aperto e a che punto vuoi per girare meramente i soldi o vuoi per rischiare di rimetterci possono tenere aperto. Quindi credo che molti esercizi, perché qui anche i ristoranti sono della partita, molti esercizi alberghieri o ristoranti chiuderanno con notevole anticipo e per esempio non accoglieranno i piccoli gruppetti che a settembre servono a riempire le strutture, i pranzi aziendali, le cene fra amici a prezzo forfettario, questo tipo di cose. Questo per l'immediato. Poi Dio non voglia che da 330, ieri ha segnato il record il gas, da 330 possa andare a 500, perché allora a quel punto si chiudono, non c'è niente da fare. Ho parlato con colleghi imprenditori in altri settori disperati, perché lei pensi le cartiere, i grandi energivori sono disperati, gente che faceva il 5-6% di margine e che si trova a rincari dell'energia al 300% quando l'energia in quei settori lì incide per il 60% del fatturato. Certo, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, peraltro alcune delle cartiere più importanti a livello nazionale e internazionale sono proprio nel nostro territorio, no? Quindi abbiamo sentito dalla viva voce di questi imprenditori quelli che sono effettivamente i problemi. Michele, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci aiutato un po' a capire anche quelli che sono i meccanismi che stanno dietro tante cose che poi magari l'utente finale non sa, quindi magari chi sceglierà di andare a fare le vacanze a settembre magari rischia di trovare il ristorante chiuso piuttosto che l'albergo che magari voleva scegliere chiuso proprio per questa ragione. Grazie a Marco Micheli, presidente di Confturismo Veneto, una buona giornata e un buon lavoro a lei, grazie. Grazie, buona continuazione. Grazie. Allora noi proseguiamo ora con la cronaca perché torniamo a parlare del terribile incidente costato la vita a Castelfranco ad un ragazzo di 17 anni. I genitori, i familiari esprimono la loro rabbia, affidano la loro rabbia ai legali che li stanno seguendo, dicono se l'auto avesse rallentato invece di utilizzare solo i fari e il clacson, nostro figlio sarebbe ancora vivo.
Non c'erano le luci accese, la mountain bike era sprovvista dei dispositivi obbligatori di illuminazione e quanto hanno potuto appurare gli agenti della Polizia Stradale di Treviso esaminando la bicicletta di Kevin Carraro, il 17enne travolto e ucciso dall'auto condotta da un 20enne neopatentato sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco Veneto, dove si è consumata l'11ª tragedia della strada in questo agosto maledetto sulla Marca. Kevin inoltre non indossava la casacca catarifrangente necessaria se si percorre la strada in bicicletta nelle ore serali e notturne. Sul ciglio della strada dove è caduto a terra dopo un volo di una decina di metri, qualcuno in queste ore ha adagiato un mazzo di girasoli mentre la comunità resta sconvolta. Abbiamo portato le condoglianze mie personali e quelli di tutta l'amministrazione di Castelfranco Veneto e della comunità. Una tragedia immane, un dolore forte che non può trovare consolazione, ma almeno porta alla famiglia il sapere che c'è una comunità che si stringe a loro. Aperta l'inchiesta per omicidio stradale, le indagini della polizia continuano con l'obiettivo di accertare con esattezza la dinamica. Il 20enne neopatentato negativo all'etilometro ha deciso di sottoporsi anche al prelievo del sangue. Resta da capire perché Kevin abbia sterzato improvvisamente con la sua bicicletta verso il centro strada. I familiari del ragazzo non ci stanno, però che gli venga gettata addosso anche la responsabilità del tragico incidente. Kevin e i suoi amici pedalavano in gruppo, spiegano i familiari, quando è sopraggiunto alle loro spalle il SUV ad alta velocità che poi lo avrebbe travolto. A quel punto i ragazzi si sono spostati in fretta sulla destra per disporsi in fila indiana, mentre Kevin, che si trovava in una posizione più adiacente alla linea di mezzaria, si è spostato sulla sinistra per permettere il passaggio della vettura, probabilmente calcolando di non riuscire a rientrare sul lato destro in tempo. Purtroppo, attaccano i familiari, il conducente si è limitato soltanto ad abbagliare e suonare il clacson senza rallentare la sua folle corsa. In quel punto vige il limite di velocità di 50 km/h e il cavalcavia risulta essere perfettamente illuminato anche di notte. Se l'automobilista che aveva visto il gruppetto di ciclisti avesse rispettato i limiti di velocità, sarebbe riuscito a frenare tempestivamente e questa tragedia si sarebbe potuta evitare. Intanto si attende il nulla osta per fissare i funerali che con ogni probabilità saranno celebrati all'inizio della prossima settimana nella chiesa di Castelfranco Veneto, più capiente rispetto a quella di Villarazzo, dove invece il giorno prima delle esequie dovrebbe essere recitato il rosario. E torniamo ancora a parlare del caro energia, del caro bollette che abbiamo sentito preoccupa non solo le imprese ma anche le famiglie che avranno sicuramente un rientro dalle vacanze a mare. Coloro che abitano nei condomini vedranno infatti aumentare non di poco le spese condominiali. A lanciare l'allarme è l'ANACI, l'associazione degli amministratori di condominio. Diamo quindi la linea alla collega di Belluno Tiziana Bolognani, che è appunto proprio con il presidente regionale di ANACI. A te Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Abbiamo intercettato il presidente regionale di ANACI, che è l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, è un bellunese ma è presidente di ANACI Veneto, si chiama Lino Bertin. E per quale motivo lo abbiamo avvicinato e lo abbiamo cercato? Perché i problemi oramai tristemente ai noi noti del caro energia rischiano davvero di creare una bolla esplosiva, una bomba esplosiva anche per quanto riguarda le questioni di tutti i giorni, cioè le spese che le famiglie dovranno sostenere nel prossimo anno, le spese condominiali. Bertin, io a lei chiedo immediatamente di quanto, se avete già
più o meno così misurato quale potrà essere la percentuale di aumento delle spese causate dall'aumento dei costi dell'energia? Ma parlando dei prezzi di questi giorni, chiaramente rispetto al scorso anno, che la media del prezzo del metano dell'anno 2021-22 era stato di €1, oggi stiamo parlando di 2,5, 3, oggi siamo arrivati a 3,17, quindi triplicato il prezzo, quindi è chiaro che i preventivi per il prossimo inverno sono triplicati rispetto ai consuntivi dell'anno scorso, quindi con la necessità di fare più rate mensili, perché altrimenti le famiglie non so come potranno sopportare questi maggiori costi che sono esorbitanti. Ecco, questi costi esorbitanti, signor Bertin, per molti sono attribuibili non solo alla guerra, ma si tratta di vere e proprie speculazioni. Pensate che sia così anche voi? Ma io sono convintissimo che la maggior parte dell'aumento dei costi è proprio speculativa. Ne aveva parlato appunto anche il ministro proprio subito dopo la guerra, Cingolani, però poi non si è più parlato, no? Si era addirittura pensato a fare delle verifiche appunto anche da parte della magistratura. La speculazione c'è ed è evidente, e i maggiori introiti che hanno i super tipo l'ENI, che tra l'altro è partecipazione statale, quindi parte del loro capitale è anche nostro, ecco, diciamo che almeno i soldi che vengono incamerati in più, la percentuale che viene incamerata in più rispetto alla percentuale di cosa pubblica potrebbe essere tranquillamente riversata sulla gente in modo da calmierare i prezzi, perché è inevitabile. Se non vengono calmierati i prezzi non è possibile, insomma, è impensabile che si possa continuare con questi prezzi. Cioè la gente prima o poi scoppia, è impossibile, insomma. Qualcuno, abbiamo mandato i primi preventivi, qualcuno chiama e fa: ma guardate, noi i nostri stipendi sono sempre gli stessi, la nostra pensione è sempre la stessa, come potete pensare che triplicare i prezzi quello che si potrà risparmiare ovviamente non sarà molto, perché è chiaro che si dovrà cercare tutte le soluzioni, diminuzione delle ore di funzionamento dell'impianto centralizzato, riduzione della temperatura dell'acqua calda, ma però chiaramente le percentuali saranno comunque basse rispetto agli aumenti stratosferici che c'è stato del prezzo del metano. Questo è un problema che è generalizzato, io mi immagino, a tutta la regione del Veneto, però noi siamo in montagna e dobbiamo ricordarlo a chi ci segue da casa che in provincia di Belluno tra pochissimo tempo scatterà il momento dell'accensione anticipata del riscaldamento. Accade così ogni anno, fatto salvo qualche rarissima eccezione, e magari potrebbe essere proprio quest'anno dalle temperature roventi a garantirci magari il prolungamento dello spegnimento dei termosifoni. Ma insomma, in linea generale da noi già a metà settembre, soprattutto nelle zone di montagna, i termosifoni sono accesi e quindi il problema del costo delle bollette energetiche da noi diventa ancora più importante. Certamente sì, è vero, anche perché da noi appunto non c'è un orario stabilito per il riscaldamento, no? È libero perché siamo in zona F, e quindi anche qui dobbiamo cercare di convincere la gente che nonostante sia liberalizzato l'orario bisognerà calmierare appunto il periodo di accensione, cercando soprattutto di ridurre la temperatura all'interno degli appartamenti. Qualcuno dovrà pensare di mettersi la maglietta di lana anziché stare in maniche di camicia. Questo però, come dicevo prima, il risparmio bisognerà garantirlo, ma sarà azzerato, superato dall'aumento del costo delle materie prime. Voi siete 600, voi come associazione siete 600 in tutto il Veneto, siete l'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, e io mi immagino che il problema che lei oggi ci pone è un problema condiviso da tutti i suoi colleghi. Ah beh, sicuramente sì, cioè io mi faccio portavoce di tutti, ovviamente, quando ci sia, sì, non è che sia un problema soltanto ovviamente mio e di Belluno, come diceva prima, chiaramente le zone montane sono penalizzate maggiormente, come sarà il discorso di Vicenza, Asiago e quant'altro, però ovviamente anche le zone pianeggianti
passanti avranno comunque l'aumento rispetto al costo dell'anno scorso, quindi l'aumento di 2/3 rispetto all'anno scorso è per tutti, chiaramente sì, sarà minore perché hanno minor utilizzo di riscaldamento. Ma voi avete immaginato una via d'uscita? La via d'uscita non ce n'è, non la vedo, se non quella del calmierare i prezzi, cioè è indispensabile che a livello politico non si aspetti il nuovo governo per fare queste cose, bisogna farlo adesso, perché se aspettiamo un nuovo governo che quindi si insederà verso Natale, hai voglia. Quindi il calmierare i prezzi e appunto, ripeto, come dicevo prima, utilizzare le maggiori entrate che ci sono realmente, perché non è giusto che si ingrassino soltanto le grosse ditte con grossi distribuzione degli utili. Questi utili sono anche nostri, perché è anche nostro l'ENI, insomma. Io ho una curiosità, naturalmente voi gestite i rapporti non solo con i proprietari di casa ma anche con gli affittuari, e quindi sappiamo già che ci sono state delle persone che vi hanno telefonato non appena hanno visto i primi preventivi e che vi hanno detto: noi gli stipendi questi sono. Nel caso in cui le famiglie per davvero non riuscissero a fare fronte all'aumento delle spese condominiali, noi ci immaginiamo, normalmente nella norma scattano le sanzioni, scattano le penali? Ma no, non è che ci siano penali, è che per esempio quando ci sono gli inquilini che non riescono a pagare, i proprietari devono subentrare, perché sono responsabili in solido con le spese condominiali. Il problema si pone se invece sono i proprietari a non riuscire a pagare, quindi diciamo che almeno quando ci sono gli inquilini abbiamo due fonti che magari possono concorrere nella copertura della spesa. Come dicevo prima, sicuramente è un problema sociale, bisogna metterci in mano, non è possibile nasconderci con la testa sotto la sabbia. In questo momento c'è il rischio che veramente quando la gente si accorge che non riesce ad arrivare alla fine del mese e non riesce a pagare le spese condominiali, c'è da pensare anche a rivoluzione in termini propositivi, ma comunque, ecco, ripeto, i politici devono pensarci. Siamo in campagna elettorale, ma tutti pensano magari alle cose future, ma dobbiamo trovare la soluzione per questi mesi, per i mesi prossimi. Il futuro in effetti è adesso. Noi ringraziamo il signor Bertin, Lino Bertin, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, con l'auspicio di incontrarci presto per avere e dare ai nostri telespettatori notizie positive che vorrebbero dire che in effetti pur in campagna elettorale si è trovato uno strumento per calmierare, per agevolare queste spese che rischiano veramente di strozzare non solo le imprese ma anche le famiglie. E da Belluno è tutto, grazie ancora al signor Bertin, a voi la linea. Grazie a Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi, al presidente dell'ANACI per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, meteo pubblicità, poi ritorniamo in diretta. A tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, l'ultimo fine settimana di agosto, da bollino rosso per il traffico del controesodo, vedrà anche un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 27 ci mostra una situazione decisamente variabile. Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, attesi rovesci e temporali dapprima sui monti e a seguire anche sulla pianura, locali fenomeni anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In giornata saranno possibili rovesci a carattere sparso, più probabili a partire dal pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 20-23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni sin dal mattino, in questo caso alternate a schiarite. Migliorerà poi in serata. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Del Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Telespettatori di Antena 3, eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Siamo ora allo spazio dedicato alla politica, con la campagna elettorale che si infiamma sempre più in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Saluto quindi i nostri ospiti di oggi, grazie per essere con noi, a Monica Coin di Unione Popolare, buongiorno. Grazie per essere con noi. A Daniele Trabucco, Italexit per l'Italia con Paragone. Buongiorno Trabucco, grazie anche a lei per essere con noi. E Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Baldan, grazie. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a lei. Ecco, allora io direi di cominciare subito con il tema più caldo di queste ore. Se avete seguito la prima parte del nostro telegiornale avrete sentito che c'è veramente grandissima preoccupazione sia da parte delle imprese e delle categorie economiche, sia da parte delle famiglie per quanto riguarda appunto i rincari del gas. Queste bollette davvero insostenibili per tante imprese e per tante famiglie che stanno cominciando ad arrivare nelle case degli italiani e nelle aziende del nostro paese. Quindi secondo voi che cosa si può fare nell'immediato e nel lungo termine per affrontare questo problema? Monica Coin, Unione Popolare, comincerei da lei. Buongiorno a tutti. Allora, il problema dell'energia viene da lontano e sicuramente si è aggravato con la situazione internazionale del conflitto con l'Ucraina. Anche qui bisognerebbe fare un po' di autocritica rispetto a certe scelte. Noi siamo in una situazione in cui ora l'energia è completamente affidata al mercato. Mentre prima avevamo degli accordi bilaterali internazionali tra Eni e Gazprom che comunque mantenevano un prezzo fisso e non era legato alla contrattazione e alla borsa, ora siamo soggetti a una borsa energetica completamente finanziarizzata, dove ci sono anche prodotti derivati, hedge fund, che giorno per giorno sono liberi di fare profitti enormi sul prezzo del gas, che praticamente viene contrattato in borsa ogni giorno, nemmeno a lungo termine, ma giorno per giorno. Addirittura ci sono navi che partono dall'America, è successo un caso, e invece di dirigersi verso l'Asia hanno invertito la rotta perché il prezzo europeo stava salendo e quindi quel gas è andato venduto al prezzo più alto. Questo è un sistema dove vince sempre il prezzo più alto. Le aste del giorno prima di tutto il mercato energetico, compreso gas, energia elettrica, eccetera, sono soggetti al mercato, ma questo è un procedimento che viene da lontano, dalle privatizzazioni degli anni 90, e perfino l'Europa ha contribuito a questo con degli assiomi che ovviamente si sono rivelati falsi, cioè che pochi distributori, come noi in Italia ad esempio, che ci basavamo su pochi distributori, avrebbero aumentato i prezzi, mentre molti distributori e molta traffico di mercato su questo avrebbe calmierato i prezzi, e vediamo che questo non è vero.
Noi come Unione Popolare innanzitutto vogliamo uscire dal fossile per un motivo molto semplice, che le fonti fossili come il gas e il petrolio sono, oltre che dannose dal punto di vista ambientale, e qui abbiamo anche l'emergenza ambientale, forse ce ne stiamo accorgendo, forse anche qui in Veneto, e anche perché appunto sono sottratte a questo mercato impazzito che l'Europa non è più in grado di gestire. L'Europa l'ha creato, gli Stati Uniti si sono inseriti per interessi propri, guarda caso, nei confronti della Russia, che era un fornitore sicuro e a prezzo calmierato per tutta l'Europa, e ora ci troviamo invece a non fare la transizione ecologica e la transizione energetica che invece era stata promessa anche dal nostro paese, da Cingolani, che invece di passare alle fonti rinnovabili, che per loro natura non sono risorse finite come il gas e il petrolio, ma sono inesauribili, invece di passare e investire su questo, si investe su rigassificatori, che sono appunto una delle cause anche in Europa dell'aumento dei prezzi, perché contribuiscono a questa finanziarizzazione dei prezzi dell'energia, mentre bisognerebbe fare degli investimenti, come proponiamo noi, proprio sulla vera transizione ecologica, cioè sulle fonti rinnovabili, non soggette a questi prezzi di mercato. Questo comporterebbe anche il fatto di creare delle aziende pubbliche, quindi rinazionalizzare l'energia, e questo ci permetterebbe non solo di pagare con soldi pubblici il cambiamento delle tariffe, perché anche questo non può essere fatto all'infinito. Anche il governo Draghi, che si propone di spendere dei soldi pubblici per fare le tariffe bloccate, lo può fare fino a un certo punto, e comunque quei soldi sono sempre risorse pubbliche che devono essere tolte da un'altra parte. Quindi l'unica soluzione non è il libero mercato e le liberalizzazioni e privatizzazioni che sono partite dagli anni 90, guarda caso, con protagonista proprio Mario Draghi, ma un ripensamento totale della nazionalizzazione delle risorse essenziali che servono per tutti i cittadini. Ecco, su questo tema Flavio Valdan, Movimento 5 Stelle, quali sono le vostre proposte? Perché poi insomma la gente prima di votare vuol sapere esattamente, il problema l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, è davvero urgente e servono soluzioni immediate sia per le famiglie che per le imprese, oltre che poi chiaramente quelle anche sul lungo termine. Certo, ha perfettamente ragione, anche se siamo di fronte a un problema ormai complesso, veda, e mai come in questo caso il detto prevenire era meglio che curare, credo che sia la cosa che appare più trasparente sotto questo profilo. Noi avevamo già manifestato come Movimento 5 Stelle in quel documento politico che avevamo consegnato al Presidente Draghi già nel luglio di quest'anno tutta una serie di inefficienze e di problematiche sotto questo aspetto, perché come giustamente è stato ricordato il prezzo dei prodotti energetici e dell'elettricità non è in salita da oggi, è parecchi anni, già dal 2018 aveva iniziato un suo iter preciso e sono rimaste tutte inascoltate. Ora qui c'è un problema immediato e c'è un problema ovviamente di transizione ecologica che noi poniamo ormai da anni che è di lungo periodo, per il quale però noi non possiamo più camminare come abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo assolutamente correre. Le faccio un esempio: noi da anni, dal 2020, avevamo già iniziato prima i nostri discorsi, proponiamo le comunità energetiche rinnovabili e la Regione Veneto si è dotata di una legge in tal senso pochi mesi fa. Questo è assolutamente inspiegabile sotto questo profilo. Poi i nodi arrivano al pettine. Vengo al momento attuale, perché è giusto che dobbiamo dare delle risposte sotto questo profilo. È chiaro che dobbiamo fare dei ragionamenti ben precisi. Non si può diminuire la domanda di gas, di materie, di energia elettrica
se non sostanzialmente razionalizzando in questo momento dal punto di vista energetico anche le risorse disponibili, perché questo sembra ormai difficilmente ineludibile da questo punto di vista qui. Quindi bisogna cominciare a parlare anche sotto questo profilo, come ha fatto la Germania già da quest'estate, e porci un problema, perché per diminuire sostanzialmente o in qualche modo razionalizziamo o in qualche modo ci sono interi settori della nostra economia che in qualche modo diminuiranno notevolmente la loro attività e in qualche modo compenseranno dal punto di vista la mancanza, diciamo, di richiesta di energia. Quindi questo è già un primo punto su cui io credo sia giusto ormai cominciare a ragionare. La Germania se l'è posto, come ho ribadito già a giugno, e già parlando anche di una cifra attorno al 20% se basta, e si è posto anche un problema fra cittadini e attività necessarie che sono tutelate dalle norme europee e l'impresa, soprattutto l'impresa manifatturiera che come la nostra è importantissima. Poi per quel che riguarda ulteriormente l'immediato, noi del Movimento 5 Stelle siamo abbastanza chiari, riteniamo che, faccio l'esempio dell'ENI perché è il più calzante, un'azienda dello Stato in cui lo Stato partecipa al 30%, quindi come azionista di maggioranza, che passa da 1 a 7 miliardi di utili in 6 mesi, capisce che qualcosa può senz'altro ristornare a imprenditori e alla gente, alle famiglie. Ma allarghiamo anche diciamo la tassazione, un recupero sugli extra profitti anche di altre imprese, quindi quelle assicurative e quelle sanitarie, diciamo dal punto di vista farmaceutico, che hanno avuto anche dalla crisi del Covid eccetera, hanno avuto dei guadagni straordinari, e quindi questo è il momento di poter fare dei sacrifici a favore di tutta la popolazione, di tutto il paese. E in più insistiamo sul fatto che per quel che riguarda le imprese possiamo anche proporre un credito d'imposta per recuperare ovviamente una parte di questi guadagni, di questi costi di energia che sono diventati insostenibili. Concordo e chiudo perché il ruolo dell'Unione Europea è fondamentale e sarà chiamata l'Unione Europea a una risposta fortissima. Noi del Movimento stiamo chiedendo un energy plan, la possiamo chiamare in questo modo, ma che somiglia moltissimo al PNRR e alla risposta del credito del 2009-2010 sulla crisi creditizia. Quindi l'Europa è chiamata a fare uno sforzo senza precedenti. È chiaro che un prezzo del gas, e noi l'abbiamo anche questo fatto presente al Presidente Draghi attraverso una rimodulazione del PUN, del prezzo unico nazionale e del marginal pricing, non può essere ancorata a un future di borsa della borsa di Amsterdam, dove non si capisce come la formazione dei prezzi avviene ed è totalmente slegata dalla materia prima che ne è a base di queste contrattazioni. Ecco, Daniele Trabucco, Italexit per l'Italia con paragone. La vostra proposta su questo tema per affrontare appunto l'emergenza immediata dei rincari del gas e poi gli interventi in prospettiva a medio e lungo termine. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Italexit ha un programma nell'immediato e ha un programma nel medio e lungo periodo. Il programma nell'immediato era già stato proposto dal nostro segretario nazionale, il senatore Gianluigi Paragone, in tempi non sospetti, poco dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, che è stata una delle cause, non certamente l'unica, che ha portato a un incremento delle bollette, che ha favorito ovviamente questa drammatica e tragica crisi energetica. Questo emendamento però la maggioranza che ha sostenuto e che sostiene l'esecutivo dimissionario Draghi non ha ritenuto opportuno inserirlo ad esempio nel decreto aprile. Era una volontà molto chiara di eliminare i costi fissi contenuti nelle bollette. Questo avrebbe garantito un risparmio e anche certi tipi di speculazione che purtroppo vediamo, perché c'è anche una speculazione molto forte indipendentemente dalla crisi energetica che c'è e che esiste. E c'è un'altra proposta, anche questa, che non è stata accettata, non è stata accolta. Ovviamente noi la riproporremo nell'immediato a seguito delle elezioni politiche del 25, quello di cancellare la
la farsa degli oneri di sistema. Cioè, mi domando, ma se io già consumo energia perché utilizzo fonti rinnovabili, qualcuno mi deve dire perché io in bolletta devo anche pagare gli incentivi per le stesse. Io credo che sia una prospettiva assolutamente premiale per chi lavora verso le fonti rinnovabili, per chi le utilizza, parlo di famiglie, parlo di imprenditori, poter essere sgravati da questi incentivi, quindi trovarsi una bolletta un pochettino più contenuta. È ovvio che queste misure non sono sufficienti. Qui c'è un problema anche di natura geopolitica che Italexit ha messo chiaramente in evidenza, perché il costo delle materie prime, in particolare del gas, a seguito dello scoppio il 24 febbraio di quest'anno del conflitto russo-ucraino, è stato devastante da questo punto di vista. E credo che qui noi abbiamo pagato anche una determinata strategia, scelta geopolitica. Noi ci siamo totalmente allineati a quelle che vengono chiamate le sanzioni, ma che tecnicamente sono poi le misure coercitive che l'Unione Europea ha adottato nei confronti di un paese terzo, cioè nei confronti di Mosca, nei confronti della Federazione Russa, senza renderci conto delle conseguenze che questo avrebbe comportato. Attenzione, questo non vuol dire giustificare la guerra. La guerra purtroppo ha causato danni, dolore, sofferenza. Significava avere un atteggiamento di mediazione che purtroppo questo paese non ha avuto da parecchio tempo. Avevamo dei grandi diplomatici, dei grandi mediatori durante la Prima Repubblica. Con la Seconda Repubblica ad oggi noi abbiamo visto che il ruolo dell'Italia da un punto di vista della politica estera si è totalmente appiattito sulle scelte di Bruxelles, che poi sono le scelte che provengono da oltreoceano, che provengono dagli Stati Uniti d'America. Abbiamo affidato questo ruolo di mediazione alla Turchia, lo sta facendo Erdogan, il secondo esercito più importante della NATO. Quindi c'è un problema anche di natura geopolitica. Noi potevamo giocare in Europa una partita diversa e non l'abbiamo fatto, e ci troviamo un'Unione Europea che sta parlando di un progetto, di un programma di razionamento del gas già a partire dal prossimo autunno, già a partire dal mese di ottobre. Allora io mi domando che soluzione si potrà avere. Innanzitutto rivedere queste sanzioni, cancellare immediatamente le sanzioni, che ripeto sono una delle cause. Il governo Draghi ci aveva promesso attraverso gli accordi con l'Azerbaigian, con l'Algeria, Draghi ne ha parlato anche recentemente in occasione del meeting di Rimini, Comunione e Liberazione, dei grandi risultati del suo governo. Sta di fatto che l'Algeria innanzitutto ci fornisce una quantità di gas non sufficiente, sia pure ovviamente c'è una quantità aumentata per rispondere al nostro fabbisogno nazionale. Nel 2027 scadranno i contratti con l'ENI e la società che è controllata al 100% di distribuzione, di fornitura del gas algerino, ha già detto che dovrà rivedere gli indici, quindi alzerà gli indici per la vendita, che poi si ripercuoterà inevitabilmente nelle bollette. Quindi tutti questi accordi non stanno raggiungendo i risultati prodotti. Stiamo cedendo nei confronti degli Stati Uniti. Ad aprile scorso è stato firmato un accordo per un incremento di gas liquefatto che costa di più, che richiede dei rigassificatori che non ci sono. Quindi io vedo davvero una mancanza di strategia da parte dell'Unione Europea, che doveva e poteva su questo punto giocare una partita diversa. Io posso essere d'accordo sull'idea che è stata espressa prima della nazionalizzazione dell'energia in Italia. Il problema è che noi purtroppo abbiamo dei vincoli comunitari che ci precludono di farlo. Ci precludono di farlo in nome di un concetto di libera concorrenza che ha portato al prevalere dell'economico e del finanziario sul politico, ha portato a far venir meno la possibilità della politica di fare delle scelte in funzione degli interessi nazionali, e ci troviamo davanti questa situazione che si fa fatica ovviamente a gestire. Quindi per noi di Italexit, al di là delle proposte che faremo ovviamente nell'immediato, chiediamo anche di rivedere la nostra politica estera, abolire immediatamente le sanzioni, avviare una mediazione con la Federazione Russa per porre fine al conflitto e porre ovviamente le premesse per un passaggio verso le energie rinnovabili e quindi verso una
sempre minore dipendenza dal gas, dal petrolio, dal carbone, insomma delle fonti che abbiamo utilizzato finora. Quindi io mi auguro che un passaggio in questa direzione ci sia stato. Oggi non vedo da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione una volontà in questo senso. Forza Italia ha chiesto un ulteriore scostamento di bilancio per venire incontro a famiglie e imprese. Ovviamente questo significa, ricordiamocelo, ulteriore debito pubblico che si va a sommare al debito pubblico che già abbiamo, ai soldi del PNRR e a un patto di stabilità e crescita che dal 2023 ritornerà perché oggi è solo sospeso. Quindi il problema energetico va inquadrato in un contesto olistico, in un contesto sinottico, in un contesto sicuramente molto più ampio. Ecco, c'è una domanda che volevo fare a tutti e tre, visto che tutti e tre avete deciso di correre da soli. Ci sono le due grandi coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, c'è il centro con Italia Viva e Azione di Calenda, e poi c'è una serie di partiti che appunto hanno deciso di correre da soli, anche affrontando i rischi che questo comporta vista la legge elettorale. Questa è la prossima domanda appunto che volevo farvi. La regia però mi chiede la pubblicità, quindi noi ci fermiamo proprio per qualche istante di pubblicità, poi torno subito da voi. A tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, pagina dedicata alla politica. Siamo in diretta con Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, Monica Coin di Unione Popolare e Daniele Trabucco di Italexit per l'Italia con Paragone. Dicevamo allora i vostri partiti hanno scelto di affrontare la corsa in solitaria perché? Flavio Baldan, cominciamo da lei, Movimento 5 Stelle. Beh, guardi, più che scegliere è stata una decisione obbligata, e su questo credo abbia risposto più volte anche il Presidente Conte in molti passaggi televisivi. Noi siamo sicuramente una forza progressista inteso nel termine più ampio, però abbiamo delle caratteristiche ben precise, siamo intransigenti su quello che riguarda la transizione ecologica, su quello che riguarda la sostenibilità, su quello che riguarda l'inclusione sociale. Se ci sono forze politiche che non abbracciano i nostri principi, noi non possiamo continuare, perché ne va dell'esistenza del nostro movimento, e quindi la decisione è dovuta essere assoluta, è stata questa, perché non potevamo venir meno a quelli che erano i nostri principi fondamentali. Poi se in futuro ci sarà qualcuno, ma noi saremo integerrimi e ancora più rigorosi su questo, si porrà sulle nostre caratteristiche, su quelli che sono i nostri pensieri, su come immaginiamo il futuro del nostro paese, noi siamo disponibili. Altrimenti, voglio dire, questa è stata la scelta ed è giusto che noi continuiamo in questo modo, perché siamo differenti da tutte le altre forze politiche. Monica Coin di Unione Popolare. Noi ci proponiamo come totalmente alternativi a questa conventio ad excludendum, che è favorita ovviamente anche dalla legge elettorale, che oggi sembra non aver voluto nessuno. In realtà è stata una delle leggi più votate dal Parlamento, votata dal PD, votata dalla Lega, da Forza Italia, dalle forze che adesso si presentano anche come alternative. Ecco, questa finta alternatività tra le forze politiche della cosiddetta agenda Draghi ci rende molto perplessi, nel senso si parla di alternativa tra Letta e Meloni quando sono sempre stati filoatlantisti, hanno fatto la gara della baionetta sulla guerra. Noi per esempio siamo totalmente alternativi, lo siamo già stati all'interno del Parlamento, per la verità, con il gruppo Manifesta, che è una delle nostre componenti, che ha naturalmente votato contro l'invio delle armi in Ucraina,
e per una soluzione diplomatica e contro l'aumento delle spese militari. Per quanto riguarda il PD e il cosiddetto polo di centrosinistra, noi siamo molto scettici sulle sue ambizioni di giustizia sociale e di giustizia climatica, anche perché il centrosinistra è quello che si è reso protagonista da 30 anni a questa parte delle peggiori riforme che hanno determinato una compressione dei diritti dei lavoratori e anche a delle misure che hanno penalizzato sicuramente le fasce più deboli della società. Quindi non possiamo ritenerci affini a queste politiche totalmente regressive anche dal punto di vista fiscale. A proposito di agenda Draghi, il decreto fiscale va nella direzione opposta di aiutare le fasce più deboli e di progressività nella tassazione. Quindi noi abbiamo 1000 motivi per ritenerci alternativi, perché le nostre politiche non sono compatibili ad esempio con la famosa agenda Draghi, che non esiste ma che possiamo ricostruire sia dalla storia di Draghi, che ha voluto, l'ha detto lui stesso, io non ho un'agenda, ho un metodo. Bene, questo metodo a noi non piace, perché noi pensiamo alla Costituzione come faro, diciamo, della democrazia nel nostro paese e sicuramente Draghi non vuole un ruolo del Parlamento, o meglio, il Parlamento deve dare la fiducia a lui e non viceversa, mentre la Costituzione prevede che non ci siano organi monocratici e persone singole che prendano le redini del paese, ma si prevede che il Parlamento, cioè la sovranità popolare, sia rappresentata e ovviamente diriga la politica del paese. Quindi sia il metodo Draghi che lui ha citato e anche la sua storia, a partire appunto da quelle famose privatizzazioni che dovevano calmierare le tariffe e che in realtà le hanno aumentate, ma di tutti i servizi pubblici. Pensiamo anche al decreto concorrenza che è stato votato anche dal PD, che prevede che i servizi pubblici essenziali dei comuni debbano essere privatizzati e che i comuni che volessero utilizzare risorse pubbliche per i servizi pubblici devono giustificarlo, cioè la morte della pubblica amministrazione. Noi ad esempio proponiamo anche uno piano straordinario di assunzioni all'interno della pubblica amministrazione, visto che i dipendenti pubblici sono progressivamente diminuiti, siamo i più bassi in Europa, sia per numero di dipendenti pubblici e sia anche per il loro stipendio. Ovviamente vogliamo il salario minimo, ora il PD parla di salario minimo quando invece Orlando l'ha escluso, cioè stanno dicendo il contrario in campagna elettorale di quello che vorrebbero fare. La guerra non è più un argomento che viene trasmesso dai telegiornali, quasi non si sa più che cosa sta succedendo in Ucraina, perché è un argomento scomodo, è un argomento in cui la maggior parte dei cittadini non si è riconosciuta in questa gestione, che praticamente favorisce la belligeranza e non gli accordi di pace, e soprattutto l'aumento delle spese militari, che potrebbe permettere delle riforme vere a favore dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, a partire ad esempio dall'abolizione della legge Fornero, che è stata voluta sempre da questi stessi protagonisti, che ha un costo che è sicuramente sostenibile rispetto al costo dell'aumento delle stesse spese militari, che sono passate da 25 miliardi a 38 miliardi l'anno. Ecco. Solo con quella si potrebbe gestire meglio anche il discorso pensionistico. Quindi questi sono tutti gli aspetti che vi hanno spinto, diciamo, a correre da soli. Italexit, Trabucco? Italexit ha tre aspetti, tre elementi che ci hanno portato a dire no a eventuali alleanze e a coalizioni. Il primo, noi non possiamo condividere e quindi stringere accordi di natura elettorale con forze politiche che hanno consentito una gestione folle
e a dir poco folle dell'emergenza sanitaria, che non vuol dire negare l'emergenza, significa avere un approccio equilibrato, costituzionalmente ragionevole alla stessa. Questo non è avvenuto. Dall'obbligo vaccinale, il cui mancato temperamento ha portato a vere e proprie sospensioni, all'esclusione dalla retribuzione, ma pensiamo anche a chi era aggravato dall'obbligo del possesso della certificazione verde, che poi è stato un modo surrettizio per aggirare l'articolo 32, quindi per imporre di fatto, della Costituzione, per imporre di fatto un obbligo vaccinale, famiglie monoreddito che si trovano tuttora in difficoltà e che non hanno voluto cedere perché avevano dei dubbi, avevano delle perplessità davanti a delle vaccinazioni che, ricordo, sono attualmente autorizzate in forma provvisoria, in forma condizionata sul mercato comunitario, quindi in presenza di dati sufficienti ma non completi. Si è creato davvero una dicotomia all'interno della società civile, una dicotomia manichea, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra. Ce la ricordiamo tutti, la dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario Mario Draghi in conferenza stampa qualche mese fa, no? Non ti vaccini, ti ammali e muori, senza dire che in realtà manca un'evidenza scientifica per quanto concerne questo vaccino circa la prevenzione della diffusione dell'agente virale SARS-CoV-2. Quindi noi non potevamo trovare un accordo con quelle forze politiche che hanno sostenuto prima il governo Conte II e poi l'attuale governo dimissionario Draghi, perché questo ha creato una frattura grave, pericolosa all'interno della società civile, senza appunto un approccio ragionevole, un approccio serio, un approccio equilibrato. Questo è ovviamente il primo punto. Non potevamo fare un accordo neanche con le forze della cosiddetta opposizione, o come la chiamiamo noi, della finta opposizione. È vero, Fratelli d'Italia ha votato contro la certificazione verde, contro il Green Pass, eccetera, però io non ho mai visto Giorgia Meloni o esponenti di Fratelli d'Italia scendere nelle piazze. Italexit lo ha fatto e lo ha fatto fin dall'inizio, nel momento in cui si era capito che c'era qualcosa che non andava, qualcosa di poco chiaro nella gestione emergenziale, che noi non abbiamo mai negato. Purtroppo c'è stata, i morti ci sono stati, le tragedie ci sono state, però l'approccio è stato sbagliato. Quindi l'opposizione di Fratelli d'Italia è stata un'opposizione a parole, ma non è stata un'opposizione concreta, non è stata un'opposizione fattiva, e mi chiedo con che coraggio oggi Giorgia Meloni si allea con la Lega e con Forza Italia, che sono realtà politiche partitiche che invece hanno appoggiato, hanno sostenuto, tranne qualche voce dissenziente, tutta la gestione emergenziale, per non parlare poi, lo stesso Fratelli d'Italia, pur essendo all'opposizione, ha approvato le 2 risoluzioni parlamentari dell'invio di armi in Ucraina, anche qui in palese violazione dell'articolo 11, cioè di fatto siamo diventati dei co-belligeranti nei confronti della Russia, quando, come dicevo nel mio primo intervento, dovevamo svolgere una funzione certamente mediatrice che ci avrebbe agevolato sotto ogni punto di vista. L'ultimo elemento è legato al fatto che la nostra forza politica esiste dal 2020, da quando il senatore Gianluigi Paragone è stato espulso per la coerenza delle sue idee dal Movimento 5 Stelle, ha fondato un partito che si è via via affermato, che si è via via strutturato in tutto il territorio nazionale. Noi siamo riusciti, con la sola eccezione della Val d'Aosta, a presentare le nostre liste in tutta Italia, pronti per le politiche del 25 settembre 2022, e è una realtà che rispetto alle altre pone in maniera molto forte il problema del vincolo esterno, il problema del condizionamento delle politiche di Bruxelles nei confronti degli ordinamenti interni, che hanno stravolto la forma di Stato, hanno portato a quell'affermazione dell'ideologia neoliberista che ha tutte quelle ripercussioni che abbiamo visto già da tempo, dalla precarizzazione del mercato del lavoro a una disoccupazione strutturale che va da una forbice dal 10 al 12%, l'incapacità di risolvere il problema dell'inflazione. Anche il quantitative easing non ha immesso moneta nell'economia reale, quindi tutta una serie di scelte che noi abbiamo pagato caramente. Quindi siamo convinti di andare da soli, anche perché prima è stata citata la legge ordinaria dello Stato numero 165 del 2017 e successive modificazioni, cioè
la cosiddetta legge elettorale attualmente vigente, il Rosatellum bis, che è una pessima legge, 2/3 proporzionale, 1/3 maggioritario, insomma una legge pensata solo per l'ingovernabilità e per favorire i trucchi delle magie del parlamentarismo compromissorio, e quindi noi non potevamo trovare accordi con altre liste, uno perché c'è una divergenza programmatica anche all'interno delle cosiddette liste antisistema, anche se questa espressione giornalistica non mi piace molto, ma poi perché appunto la stessa legge elettorale prevede per le coalizioni una soglia di sbarramento che è superiore al 3%, arriva al 10%, e questo per noi sarebbe stato impossibile in questa fase iniziale poterla superare, intanto esistiamo da 2 anni e ci stiamo gradualmente strutturando. Quindi noi contiamo. Quindi queste sono le vostre ragioni. Devo interromperla un attimo perché abbiamo ancora tanti temi da affrontare, abbiamo ancora 20 minuti scarsi. Allora, volevo entrare proprio nel vivo di alcune tematiche, alcuni provvedimenti che poi sono quelli, no, che le persone si troveranno a dover affrontare, a dover poi vivere con il prossimo governo. Allora, temi caldissimi sono quello del fisco, reddito di cittadinanza e vari bonus, super bonus, edilizi e quant'altro. Allora, comincerei da Flavio Baldan su questi 3 temi. Ma guardi, sul discorso fiscale ho avuto modo di ribadire in queste settimane il pensiero abbastanza, abbastanza chiaro. Noi dobbiamo fare in questo Paese la necessità di alcuni passaggi, di alcune riforme che sono epocali. Parlo della riforma fiscale, parlo della riforma previdenziale e anche di un'altra riforma che è quella sulla legge sul conflitto di interessi, di cui adesso se ne parla poco per ovvi motivi, ma è un altro caposaldo di uno Stato che va in qualche modo migliorato e reso decisamente più moderno. Sul fisco, la ricetta non è quella del centrodestra, delle ali, non stiamo qui parlando di ali, stiamo parlando del nulla fondamentalmente, di fat tax eccetera, stiamo parlando del nulla. Il problema, e io lo sostengo da anni e lo sostiene ovviamente il Movimento 5 Stelle nel suo programma, è quella di una decisa semplificazione e delegificazione di questo fisco che è aberrante, unilaterale, che non lascia nessuna possibilità di contrattazione con il cittadino, anzi arrivo a spingermi che abbiamo necessità di uno statuto dei diritti del contribuente, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Molti stanno in estrema difficoltà a dialogare col fisco, perché addirittura non si capisce a volte cosa deve chiedere. Io glielo dico per esperienza professionale, ho avuto molti casi in cui dopo pagine e pagine di lettura non siamo riusciti a capire cosa il fisco ci rispondeva. Quindi l'aspetto principale dal punto di vista della riforma fiscale è sicuramente quella di una semplificazione e di una delegificazione, non il discorso, le aliquote che sono già state modificate. Poi ovviamente si può ragionare su tutto il discorso delle detrazioni e delle deduzioni, lì sicuramente si può mettere mano per vedere di migliorarne alcune e toglierne probabilmente altri, però le assicuro che noi abbiamo fatto proprio anche in questo senso dei provvedimenti, penso all'assegno unico per il figlio, che ha raccolto tutta una serie di situazioni e l'ha conglobato in un unico assegno. Altra cosa che è urgente dal punto di vista fiscale, sempre in contrasto con il discorso della flat tax, noi puntiamo molto sul recupero dell'evasione fiscale. Noi abbiamo una gap tax di oltre 100 miliardi di euro fra quanto previsto o sarebbe previsto dall'Agenzia delle Entrate e quanto effettivamente dichiarato, che colpisce 2 imposte fondamentali che sono l'IRPEF e l'IVA, e su questo dobbiamo agire molto, tanto sta che nell'ultimo anno sono stati recuperati oltre 7 miliardi. Sono stati recuperati come? Certamente con l'aiuto dello split payments passato
e con la fattura elettronica. Molto ha contribuito su un altro strumento sul quale noi siamo estremamente convinti, che è quello del cashback fiscale, che è stato un successo dal punto di vista degli acquisti e quindi dell'uso della moneta elettronica, e che noi vorremmo allargare per esempio anche al discorso sanitario di tutte le deduzioni e le detrazioni sanitarie. Quindi queste sono le strade maestre per il fisco, non di una flat tax che è impossibile da realizzare e non realizza, poi anche contraria poi anche a discorsi costituzionali, ma non scendo nel merito perché sennò prenderebbe un sacco di tempo. Per quel che riguarda invece il reddito di cittadinanza e il superbonus, queste sono due riforme che questo Paese non vedeva da 30 anni, assieme al fondo di indennizzo dei risparmiatori, che sono merito esclusivo del Movimento 5 Stelle. Il superbonus credo che in un contesto attuale sicuramente migliorabile, noi stiamo ragionando sulle politiche attive di reinserimento dei lavoratori, anche se 2/3 del superbonus riguardano lavoratori che sono inabili sotto un certo punto di vista, e quindi si sta parlando di 1/3 di reinserimento per la popolazione, per i lavoratori. Parliamo anche di pensione di cittadinanza, quindi non è solo il reddito di cittadinanza. Andare a togliere questo baluardo che è stato apprezzato anche a livello europeo credo che in questo momento sia assolutamente irragionevole. Sul discorso del super bonus invece stiamo dicendo una cosa, credo che sia un provvedimento per il quale credo non ci siano commenti da questo punto di vista qui. Ovviamente c'è quel discorso legato ai crediti sul quale il Movimento ha già presentato 3 emendamenti per ripristinare il circuito del credito, ma anche questo è un provvedimento importantissimo perché va verso quella transizione ecologica, quindi verso la riqualificazione di un parco immobili che in Italia risale agli anni 50-60, quindi molto vecchio, e che va riqualificato proprio verso il processo di transizione ecologica. Oltre ovviamente a tutto il benefit, tra virgolette, che ha prodotto sia a livello dell'edilizia, sia ovviamente anche di impatto per imposte IVA e altre imposte per il nostro Stato. Quindi sono 2-3 provvedimenti, questi due provvedimenti che vanno ulteriormente, sicuramente possono essere migliorati, ma vanno assolutamente coltivati, perché in questi ultimi 30 anni in questo Paese non abbiamo visto provvedimenti di questa tipologia. Monica Coin, fisco, reddito di cittadinanza, bonus. Anche qui, come dicevo prima, questo governo ha dato il meglio di sé per quanto riguarda il fisco. Il decreto fiscale di Draghi del 2021 parte a cosiddetto semplificare le aliquote. In realtà va ad agevolare i redditi sopra i 50.000 euro, chiamando classe media una fascia di popolazione tra l'altro indistinta, che va dai 50.000 euro ai 500.000 euro e passa, e milione di euro e più, di una fascia di popolazione che nella progressiva forbice della diseguaglianza che abbiamo avuto in Italia, abbiamo una fascia di popolazione esigua che detiene la maggioranza delle risorse economiche del Paese, e l'Istat ci dice che i milioni di nuovi poveri di quest'anno, dovuti anche alla pandemia, sono paurosamente aumentati. Abbiamo circa 7 milioni di poveri assoluti e 7 milioni di poveri relativi, che sono sempre poveri, quindi 14-15 milioni di cittadini italiani che non sono in grado di far fronte alle spese correnti né di mettere insieme il pranzo con la cena. Noi pensiamo che le misure sociali come il reddito di cittadinanza vadano difese, e questo deriva soprattutto dalla Costituzione, perché la stessa Costituzione all'articolo 38, come ci ricordava la compianta Lorenza Carlassarre, costituzionalista, che ci dice che lo Stato deve provvedere a coloro che non hanno i mezzi di sostentamento. Quindi il reddito di cittadinanza sicuramente è una delle misure che vanno difese e ampliate.
e anche rese più accessibili, perché molte fasce di popolazione risulta non avere accesso a queste misure. Queste misure hanno salvato dalla povertà, ci dice l'Istat, cosa che invece non è stata assolutamente divulgata nemmeno nei mezzi di informazione, pur essendo l'Istat un organismo ufficiale della nostra amministrazione, e hanno salvato circa 1 milione di persone, quindi noi lo difendiamo. Ovviamente ci rivolgiamo anche al mondo del lavoro, perché abbiamo anche i lavoratori poveri che sono dovuti alla forte precarizzazione che è conseguita a 30 anni di delegificazione del principio fondamentale della nostra Costituzione. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e tutela la dignità del lavoro nonché il reddito dei lavoratori. In 30 anni di leggi sono andati contro lo spirito della Costituzione. Noi vogliamo abrogare il Jobs Act, vogliamo abrogare tutte le leggi che dagli anni 90 hanno contribuito alla precarizzazione, vogliamo un salario minimo garantito e soprattutto vogliamo equità fiscale. Questa equità fiscale, l'ho anticipata anche prima, va rivolta agli extra profitti di questo sistema neoliberista che accumula grandissime ricchezze nelle mani di pochi e aumenta la povertà. Quindi ad esempio Eni che ha guadagnato 8 miliardi e tutte le industrie e imprese che speculano ovviamente anche sul prezzo dell'energia, come abbiamo detto prima, devono essere super tassate. Sì, adesso abbiamo una tassazione del 10% degli extra profitti, noi proponiamo in questo momento di emergenza una tassazione del 90%, un tetto duraturo al prezzo del gas e naturalmente anche la più iniqua di tutte le tasse, che è l'IVA, perché l'IVA è una tassa indiretta che quindi va indipendentemente dal reddito della persona e colpisce le fasce più povere, e l'IVA deve essere abbassata perché guarda caso va nei beni di consumo di maggior utilizzo delle fasce povere. I beni alimentari, i beni di prima necessità non possono avere un'IVA così alta e deve essere appunto il nostro sistema informato alla progressività. Chi ha molto paga molto, chi ha poco paga poco, chi non ha nulla non deve pagare nulla e soprattutto non fomentare le guerre nel nostro paese, ritorno perché anche questo ha la sua conseguenza economica, e non oscurare per esempio Papa Francesco che si rivolge appunto ai governanti per evitare di mettere in crisi le società, perché la guerra è la prima fonte di diseguaglianza e di violenza nei confronti delle popolazioni. Noi ci siamo in mezzo con tutti e due i piedi e vogliamo uscire da questa situazione. Ecco, Trabucco, Italexit, la posizione allora sul fisco e reddito di cittadinanza. Allora, la posizione sul fisco di Italexit è molto chiara. Noi sappiamo che l'ultima grande riforma fiscale e tributaria di questo Paese risale agli anni 70 del secolo scorso. E lì dobbiamo però notare come tutte le modifiche, tutti gli interventi normativi successivi hanno in qualche modo diciamo così, tradito quel principio di progressività del sistema tributario che è stato anche ricordato negli interventi precedenti e che è previsto all'interno della nostra Costituzione. Il problema è sempre quello però, perché non siamo riusciti a garantire un sistema realmente e autenticamente progressivo? Perché le nostre politiche fiscali, le politiche fiscali dei paesi dell'Eurozona, tra cui l'Italia, sono inevitabilmente condizionate dalle scelte che sono prese a livello sovranazionale, sono cioè determinate a livello comunitario. Oggi quindi gli Stati, più che ridurre la tassazione, semplificare la tassazione, devono innanzitutto essere credibili sui mercati e questo porta a far venire meno i servizi sociali e quindi anche i diritti che sono collegati a quei servizi, e non porta a incidere in maniera puntuale, precisa e sistematica sulla tassazione. E quindi la nostra tassazione è una tassazione, diciamo così, meramente redistributiva, ma che non punta a una vera crescita del prodotto interno lordo.
peraltro parametrato rispetto al debito pubblico. Quindi per noi la questione dell'uscita, cioè del recesso, è anche la possibilità di riprendere una piena autonomia fiscale, cioè un'autonomia fiscale non sottoposta a vincoli, non sottoposta a condizionamenti, che ci permette davvero di riformare in senso progressivo il sistema. Poi sul punto noi riteniamo che oltre alla pressione fiscale in Italia, che è altissima, ma la cosa è nota, ci sia anche una pressione contributiva da non dimenticare, cioè è importante anche alleggerire il costo dell'INPS per gli artigiani, per i liberi professionisti, per le piccole e medie imprese che sono il cuore e il tessuto produttivo di questo Paese. Oppure la prescrizione di tutti i ruoli, attenzione, non solo delle cartelle, corrispondenti a debiti inferiori ai 5.000 euro al netto di interessi. Quindi anche questo potrebbe essere davvero un segnale importante di pace fiscale. Oppure, soprattutto per le persone fisiche, la determinazione del reddito corretto su cui applicare la tassazione implica considerare il netto, cioè detraendo tutti i costi sostenuti per famiglia, alimentazione, vestiario, scuola, corsi di formazione integrativi, pensiamo ai corsi di lingue, corsi di musica per i figli, acquisti di qualsiasi natura, anche acquisti di lusso. Quindi questo lo possiamo fare, però soprattutto se riusciamo a porre le premesse, prima che da un punto di vista giuridico, da quello politico-filosofico, di uscita. Reddito di cittadinanza è stato rifinanziato e quindi noi in qualche modo con reddito di cittadinanza, volenti o nolenti, dobbiamo avere a che fare. Io ragionerei sulla destinazione del reddito, quindi andrei a sgravare da un punto di vista fiscale, da un punto di vista contributivo, tutte quelle imprese che assumono persone, soggetti che sono destinatari di questa misura assistenziale, che però non può durare in eterno, Qui ci devono essere delle politiche attive, strutturali all'interno del mondo del lavoro. Bisogna superare la logica della precarizzazione, la logica della flessibilità e porre al centro la legittima aspettativa del posto di lavoro. Se riusciamo a fare questo, anche rivedendo le tipologie contrattuali, se riusciamo a fare questo potremo davvero superare gradualmente anche misure di questo tipo, in vista di una forte e piena occupazione. Grazie, io vi ringrazio tutti per essere stati con noi, grazie a Daniele Trabucco, Italexit per l'Italia con Paragone, grazie a Monica Coin di Unione Popolare, grazie a Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, una buona giornata, una buona campagna elettorale in vista del voto del 25 di settembre. Grazie, un saluto. Grazie, arrivederci. Arrivederci e un saluto naturalmente anche a tutti voi telespettatori che ci avete seguito. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Arrivederci.